Buongiorno a tutti, sono le 7 di questo martedì 21 maggio, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi come sempre avremo la nostra rassegna stampa e i nostri collegamenti esterni, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo, vista la giornata non particolarmente bella da questo punto di vista. Allora andiamo a vedere le previsioni dell'Osmeralpa regionale con la situazione generale. Martedì una depressione interesserà la regione determinando instabilità sparsa e afflusso di correnti umide meridionali. Il tempo rimarrà instabile anche mercoledì e giovedì. Quindi questa è la previsione per la giornata di oggi. Cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali sparsi, piogge in genere intense, anche molto intense sulle prealpi carniche e sulla Carnia, mentre sulle zone orientali le piogge, seppur abbondanti, saranno meno continue, specie a sud-est. Vento di scirocco moderato sulla costa in rotazione a libeccio dal pomeriggio. E la situazione di domani la vediamo su pianura e zona montana, cielo da nuvoloso variabile con rovesci e temporali sparsi più probabili nel pomeriggio e verso la fascia prealpina, con piogge localmente anche intense sulle prealpi Giulie, sulla costa maggiori schiarite con cielo poco nuvoloso, ma non si esclude qualche breve rovescio. Cielo nuvoloso invece per giovedì sulla zona montana, da variabile a poco nuvoloso su pianura e costa, un lieve miglioramento. Durante il corso della giornata locali rovesci e qualche temporale, specie nel pomeriggio e in serata, questo per giovedì 23 maggio. Queste dunque le previsioni del tempo per quanto riguarda l'Osmeralpa regionale e noi invece ora andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola. Cominciamo come sempre con l'edizione di Trieste del Piccolo e andiamo a vedere la prima pagina. Allora, eccola qui. Il Piccolo oggi si concentra in particolare sull'imminente addio del capo dell'Authority e il futuro degli scali di Trieste e Monfalcone, porto investiti 2 miliardi e mezzo. Si parla di Zeno D'Agostino, le operazioni tra pubblico e privato che D'Agostino lascia in eredità al tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. Questo è l'approfondimento di oggi in prima pagina in entrambe le edizioni del quotidiano locale. Andiamo a vedere la delibera della Giunta Comunale migranti del Silos a Camposacro, all'ex ostello un centinaio di posti. L'ingresso qui vediamo appunto dell'ostello, ex ostello degli scout sul Carso, così titola il Piccolo. Ancora le novità dell'orario estivo, treni speciali per Venezia riservati ai croceristi. Ancora le notizie di cronaca, cassaforte svuotata di denaro e gioielli nel rione di San Vito, poi la riunione del Piccolo giovedì a Borgo San Sergio per ascoltare i lettori. Andiamo a vedere la politica nazionale, Nordio e le leggi sul fine vita, la questione più lacerante, dice il Ministro della Giustizia. E poi ancora verso il voto, Renzi, servono più Europa e un esercito comune, l'intervista sul Piccolo di oggi. Vediamo ancora per le culture Rumiz e la nuova barbarie, l'approfondimento del giornalista e scrittore. Poi vediamo i casi internazionali, morto il presidente Raisi nello schianto dell'elicottero dell'Iran, era a bordo del mezzo precipitato, guasto tecnico, così si dice. Ancora i rischi di un vuoto di potere e crimini di guerra, Netanyahu e i capi di Hamas vanno arrestati. Sono titoli che troveremo poi anche in tutti gli altri quotidiani, ma andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo dell'edizione di Gorizia e Monfalcone che di diverso ha anche questo approfondimento sulla spiaggia di Monfalcone. L'isola dei Bagni pronta per l'estate, la Marina sarà Academy Olimpica. Andiamo ancora a vedere la dedica di Ronchi dei Legionari al partigiano ucciso in Risiera e Palazzo della Questura, invece a Gorizia messo in vendita il piano del comune. Andiamo a vedere, dicevo, i quotidiani di carattere nazionale. Dunque, allora andiamo sul Corriere della Sera, eccolo qui.
Corriere della Sera, vediamo appunto chiesto l'arresto per Netanyahu e i capi di Hamas, Israele e Biden, oltraggioso, a Gaza noi le vittime, l'AIA, il procuratore, crimini contro l'umanità. Gli effetti e cosa rischia, la Corte, il mandato, il Premier, gli approfondimenti sulla prima pagina. Poi Raisi è morto, l'Iran diviso tra lutto e proteste, inchiesta sull'incidente dell'elicottero, qui vediamo l'immagine dei soccorritori. Sì al cordoglio ma ora più diritti, l'intervista per quanto riguarda l'Iran al ministro degli esteri italiano Tajani. Terremoto a Napoli, la gente in strada, dormiamo fuori, mai così da 40 anni. Terremoto a Napoli con la gente presa dal panico che ha abbandonato le case e si è riversata per strada e nelle piazze. Vediamo ancora a Firenze il voto, il centrosinistra è in vantaggio. Vediamo ancora altri giornali, La Repubblica, il Medio Oriente trema e qui ci sono le due questioni che abbiamo già visto, appunto Israele e Gaza, il PM dell'AIA, arrestare Netanyahu e Sinwar, cortocircuito in nome del diritto, il commento, la Casa Bianca, le reazioni Biden, scandalosa l'equivalenza Stato ebraico Hamas, poi ancora Iran, il dopo Raisi e Mokber, Teheran ora è in bilico. Andiamo a vedere altri giornali, Sole 24 Ore si concentra sul piano casa, la mappa degli interventi, la mini sanatoria, lo studio le ultime limature per il decreto atteso in Consiglio dei Ministri venerdì. Salvini dice non è un condono ai professionisti, utile sanare i piccoli abusi. Corsa senza freni dell'oro, nuovo record a 2.452 dollari, il rame vola a 11.000 dollari. La Stampa, l'AIA, Israele come Hamas, crimini contro l'umanità, ha chiesto l'arresto per Netanyahu e i capi palestinesi, Gerusalemme vergogna, Iran, confermata la morte di Raisi, la Casa Bianca aveva le mani insanguinate, dice appunto la Casa Bianca, Biden, perché ora Teheran diventerà più feroce e l'approfondimento e il commento sulla Stampa. Vediamo il caso, se Meloni attacca l'elite dei dottori nel paese dei laureati ridotti al lumicino. Ancora orgoglio Juve, la rimonta di Montero a Bologna sotto di 3 gol, poi il pareggio. Poi ancora i diritti, il governo nega lo sbarco ai baby migranti malati. Andiamo ancora avanti, il Fatto Quotidiano, Assange sì all'appello, ora gli USA desistano, la moglie dopo il verdetto. Poi ancora in primo piano elezioni, Fratelli d'Italia e PD spendono 3 milioni e Renzi 1,5 per sé. Quanto investono i partiti per il voto europeo? Forza Italia circa 500.000 euro, marchette delle destre su salva casa e balneari. E ancora l'Agicom accoglie i ricorsi di Santoro contro il comizio di Vespa col bis dell'editto bulgaro. La RAI dovrà dargli diritto di replica. Il Giornale, vogliono arrestare Netanyahu, follia all'AIA, Israele come Hamas, crimini contro l'umanità, accusa shock, titola il Giornale. Iran, Raisi morto nell'incidente, adesso Khamenei è più isolato. Gentiloni smentisce le favole di Conte sul PNRR, altro che successi, così dice appunto questo articolo del Giornale, la politica di Bruxelles ha abdicato agli algoritmi. Fisco, finisce l'era delle maxi multe, le novità del salva casa, venerdì il Consiglio dei Ministri. Andiamo ancora avanti a vedere il Giornale, arrestate Netanyahu e Sinwar, Gaza per la CP nessuno è innocente, in Iran tensione e dubbi per il dopo Raisi, sulle urne peserà il potere crescente dei Pasdaran. Il procuratore della Corte dell'AIA, prove di crimini di guerra da parte sia dei leader di Hamas sia di Israele, la furia di Bibi e dell'organizzazione terroristica, Biden una decisione vergognosa ma Tel Aviv è isolata, e qui vediamo l'immagine appunto del presidente, del premier Netanyahu dopo la richiesta del procuratore che è sempre più debole e divisivo sia in patria sia oltre confine, dice il Domani. Moglie e Fisco, denunciato il Gucci Hub esposto contro il colosso
colosso del lusso, soldi all'azienda della consorte del vicepresidente. Qui vediamo appunto un'immagine, una notizia che non abbiamo trovato in altri giornali. Vediamo Libero, sinistra sotto Salis, beatificazione in corso, i compagni vogliono proiettare l'effigie dell'anarchica sul Campidoglio, intanto il padre in campagna elettorale se la prende col governo italiano. La vergogna dell'Aia, i tagliagole di Hamas equiparati a Israele, arrestate Netanyahu. Queste le principali notizie, ma torniamo sul piccolo per gli approfondimenti relativi a quello che succede in casa nostra. Andiamo molto rapidamente alle pagine interne della cronaca di Trieste. Allora, ecco qui la delibera della giunta comunale, l'abbiamo visto in prima pagina. Migranti del Silos a Camposacro, all'ex ostello un centinaio di posti. L'area affidata alla prefettura per i lavori di adeguamento sarà una struttura di prima accoglienza. La delibera è stata approvata appena dopo pranzo all'unanimità. Il terreno sarà concesso alla prefettura il 1° di luglio e di lì si darà avvio ai lavori per la realizzazione di una recinzione di sicurezza e rifacimento della fossa fognaria. I servizi igienico-sanitari andranno quindi potenziati, l'intero sito ripensato e riorganizzato di modo da accogliere moduli abitativi, letti e brandine fino a un centinaio. Questo è il provvedimento di cui si parlava da tempo, oggi c'è proprio la delibera. I timori dei residenti, impossibile ospitarli tutti, ci sentiamo poco sicuri. Queste le voci raccolte dal piccolo nella zona appunto di Camposacro. Protestano opposizioni e ICS, la soluzione è insufficiente, dicono Schiavone, PD e adesso Trieste, chiedono un centro a bassa soglia dentro il mercato di via Flavio Gioia, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. Ancora la violenza giovanile, pugno in faccia a una ragazza e poi le altre rapine in centro. La banda armata di martello e spray urticante aveva colpito una donna di 26 anni nel tentativo di rubarle la borsetta in via Conti prima di spostarsi verso le rive. Sono stati presi i rapinatori appunto del martello. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Commettevano rapine minacciando le vittime con spray al peperoncino, un coltello a scatto e un martello da cantiere di 30 cm. Nella notte del 4 maggio scorso avevano messo a segno ben 3 rapine in 3 luoghi diversi, prima in via Conti, poi sulle rive e in piazza Ortis. Nella stessa notte la Polizia di Stato è riuscita ad arrestare l'autore materiale delle rapine, un tunisino di 19 anni intercettato in via del Ponte, e individuare il suo complice, un kosovaro minorenne. Un caso di cronaca che Tele4 ha già raccontato nel telegiornale del 6 maggio scorso, ma nelle ultime ore la questura ha reso noti ulteriori dettagli di quegli episodi. Si tratta degli stranieri che avevano seminato il panico nella notte del 4 maggio sulle rive tra Piazza Unità e Piazza Ortis, aggredendo 2 vittime con spray al peperoncino e minacciandole con coltello e martello. Ma proprio i malcapitati che avevano subito la rapina subito dopo si sono messi all'inseguimento dei 2 stranieri, mentre al telefono comunicavano gli spostamenti alla polizia affinché li raggiungesse. E infatti il giovane tunisino è stato intercettato in via del Ponte. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso martello, coltello e spray urticante, oltre a centinaia di euro in banconote appena rubate alle vittime. I poliziotti, che nel frattempo avevano individuato anche il complice minorenne, durante il controllo hanno appurato come il tunisino fosse l'autore anche della rapina andata in scena poche ore prima in via Conti, quella che si affaccia su piazza Perugino. In quel frangente il giovane aveva colpito con un pugno una ragazza che si era rifiutata di consegnare la borsetta. Proprio in quella piazza infatti si erano concentrate le ricerche delle forze dell'ordine per recuperare droga e armi improprie nascoste fra le siepi. Era lì che il tunisino nascondeva il martello e lo recuperava prima di mettere a segno i propri colpi. Il 19enne è stato arrestato e si trova in carcere al Coroneo, mentre il complice minorenne è stato affidato a un tutore del comune di Trieste. Ancora a cronaca, torniamo ancora sul piccolo per vedere l'altra notizia, l'altra zona calda. L'abbiamo trattato anche ieri, anche noi appunto all'interno proprio di Sveglia Trieste, le indagini e i controlli in piazza Goldoni tra Maranza e Spaccio dopo gli episodi al McDonald's con i giovanissimi turisti austriaci rapinati. Vediamo insieme nuovamente il nostro servizio, l'approfondimento sempre di Gianluca Paladini.
Siamo in piazza Goldoni, dove continua l'operazione di polizia per attenzionare una delle zone più critiche di Trieste. Rapinati all'interno del McDonald's di piazza Goldoni. È quanto capitato a due adolescenti austriaci in vacanza con i genitori a Trieste. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. I due minorenni sono entrati nel locale per mangiare qualcosa. Terminato il pasto sono andati in bagno. Proprio lì sono stati accerchiati da alcuni giovani stranieri che li hanno minacciati con un coltello. I malcapitati hanno dovuto consegnare orologio, portafoglio e cellulare. Poi la banda di stranieri è fuggita. Potrebbe trattarsi di quegli stessi ragazzi che avevano aggredito un minorenne alla fermata del bus di piazza Goldoni il mese scorso. In quel caso il pedinamento prima della successiva rapina era partito proprio dal McDonald's. Ci sarebbe infatti una banda di cittadini di origine magrebina, tutti membri minorenni, che frequenta Scala dei Giganti e piazza Goldoni. Ragazzini che girano con coltelli e spray al peperoncino, persone che alla luce del sole mettono a segno i loro colpi, intimidendo i malcapitati con la lama puntata dritta alla gola. Un fenomeno che ormai investe i giovanissimi, sia in quanto autori delle violenze che come vittime. La zona è anche teatro di risse fra stranieri. Anche sabato sera la polizia è dovuta intervenire per una segnalazione, ma una volta arrivati sul posto gli agenti, i presunti autori dei disordini si erano già dileguati. Ancora sul piccolo vediamo le notizie del porto, approfondite appunto dal quotidiano locale, dopo l'incontro che segna insomma un po' l'addio di Zeno D'Agostino. Ecco le tappe della grande ripartenza, porto investimenti per 2,5 miliardi, le operazioni tra pubblico e privato lasciate in eredità da D'Agostino. Vediamo ancora in arrivo la nomina del commissario, tempistiche incerte per il nuovo presidente. I precedenti sul traghettatore in caso di fine mandato o dimissioni. A Genova scelto il segretario, a Messina il comandante in divisa. Qui vediamo appunto tutte le ipotesi per quanto riguarda la successione a Zeno D'Agostino alla guida dei nostri porti. Torbianelli appare l'ipotesi più probabile per dare continuità. La decisione spetta al ministro Salvini e al suo vice Rixi. Sull'assegnazione definitiva della guida dell'Authority pesano anche gli interrogativi sugli equilibri politici del dopo europee. Un guasto, l'Iran il dopo Raisi, l'elicottero caduto, Khamenei proclama 5 giorni di lutto, i funerali dell'ex presidente saranno celebrati giovedì. Questa è la notizia internazionale che poi viene approfondita da tutti i quotidiani, l'edicola quest'oggi. Lacrime e gioia a Teheran, la capitale spaccata in due, le reazioni di sostenitori e dissidenti. Il nodo successione a Khamenei e i rischi di un vuoto di potere, l'analisi politica. Xi e Putin omaggiano il loro alleato, gelo degli USA, il commento dall'estero. Elezioni fissate il 28 giugno, lo speaker Galibaf in pole position. Crimini di guerra, Netanyahu e i capi di Hamas vanno arrestati. Lo scacchiere internazionale, la richiesta del procuratore della Corte dell'Aia, ira di Israele, il primo ministro è uno scandalo, Biden vergognoso. Andiamo ancora da sterminio, fame e tortura, ecco i capi di imputazione, queste le motivazioni di questa decisione. Zelensky, un usurpatore, un obiettivo legittimo, la minaccia di Mosca e la possibile escalation. Ancora andiamo a vedere la questione di Casa Nostra, sanzioni fiscali più leggere, scatta l'ora del salva casa, arriva in Consiglio dei Ministri la riforma con le nuove regole fiscali, finisce l'era delle maxi multe, al via con la precompilata 2024, può essere accettata, modificata o integrata. Andiamo ancora sempre sul piccolo a trattare la questione dei treni, i treni che abbiamo già visto in prima pagina. Trenitalia al via gli orari dell'estate, ecco i treni per i croceristi a Trieste. 6 linee al giorno per Miramare, Frecce Rosse con servizi di collegamento su Lignano e Grado. Le novità da Miramare a Lignano e Grado e la conferma Frecce in testa al cambio di orario estivo del 9 giugno. Trenitalia arricchisce l'offerta con treni di ultima generazione e collegamenti pensati per i turisti, croceristi compresi, ma anche conferma il pacchetto dei collegamenti diretti ad alta velocità da Trieste e Udine verso Roma e Milano, così importanti per cittadini e imprese del territorio. Previste 4 corse straordinarie per Venezia con 2 fermate intermedie. Qui ancora andiamo a vedere dal DNA la risposta se una bomber
ha agito da solo, attesa per conoscere il numero dei profili genetici sui nuovi reperti. Sono tante le speranze che si appuntano su quanto è stato trovato dai periti Gian Pietro Laghi ed Elena Pilli sui vecchi reperti dell'inchiesta Una Bomber, rianalizzati alla luce delle nuove e più moderne tecnologie. Fra poco rivedremo anche il nostro servizio con l'intervista al procuratore De Nicolo e al magistrato Frezza proprio sul caso Una Bomber, sulla riapertura del caso Una Bomber e sull'attesa appunto di cui si parla anche sul giornale, ma ora ci colleghiamo con la polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Cominciamo con una cosa di recente accadimento, un fatto di recente accadimento. Per chi transita in zona poco più su della nostra caserma in via Revoltella, siamo impegnati in viabilità, c'è una persona maleorata, stanno lavorando due ambulanze 118. Non un incidente, sembra un malore, però sono ovviamente vista l'ora comincia a essere un po' esserci un po' di disagio a livello di viabilità, abbiamo mandato una pattuglia sul posto. Per quanto riguarda la nostra appena trascorsa non abbiamo niente di particolare da segnalare. Oggi attenzione, ha già cominciato ieri sera, dovrebbe piovere abbastanza, non è prevista una giornata sicuramente soleggiata, perciò come sempre predico prudenza alla guida, soprattutto per i mezzi a due ruote. Per quanto riguarda altre cose diciamo in agenda, abbiamo un presidio in Piazzale Europa dalle 13, però non dovrebbe andare ad interessare la viabilità ordinaria, dovrebbero rimanere sui rialti, però non si esclude che si possa trasformare. C'è una manifestazione degli studenti, sì. Qualcosa degli studenti, sì, esattamente. Per il resto, come giornata odierna, non ho altre cose particolari, ovviamente vari lavori, attenzione sempre alle segnaletiche temporanee di divieto. Ad esempio via d'Angeli, via dell'Eremo. Sì, ma ne abbiamo anche vari cantieri, insomma. Io faccio sempre notare il fatto che purtroppo questi lavori sono dotati di segnaletica temporanea, magari certe volte può essere sottovalutato, è sempre bene andare a dare un'occhiata soprattutto sul retro dei cartelli, se ci sono gli freni in alto degli giorni e degli orari, questo è molto importante. Invece già da oggi cominciamo un po' di battage, già che lo sappiamo, domenica prossima dalle 7:30 di mattina alle 2 di pomeriggio saranno chiuse le rive per un raduno dell'esercito italiano, ci saranno anche delle rimozioni in certe zone dalle ore 6, ne parleremo durante la settimana, però già che si sappia diciamo che ci sarà questa chiusura. Il raduno dei fanti, benissimo. Dei fanti, perfetto. Bene. Niente, per il momento non abbiamo altri interventi in atto, il traffico da quanto posso vedere è tranquillo al momento, vediamo come andranno nel corso della giornata. Grazie molte, buona giornata e buon lavoro naturalmente a lei e ai suoi colleghi. Noi andiamo avanti, ancora dicevamo appunto dal giornale c'è nuovamente un approfondimento sul caso Una Bomber e su questa riapertura alla luce dei reperti vecchi riesaminati con le nuove tecniche, le nuove tecnologie a disposizione proprio per riaprire questi vecchi casi cosiddetti cold case. Dalla pista americana ai servizi deviati, le teorie all'esame della svolta investigativa. Noi ieri abbiamo sentito appunto, come vi dicevamo, due protagonisti, insomma il procuratore De Nicolo e Federico Frezza sulla questione, sullo stato dell'arte, insomma delle indagini. Sentiamoli. Il DNA è stato già trovato parecchi anni fa e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato.
Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riservo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura, e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza, che mi sembra era in aprile, e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro. Insieme a De Nicolo, del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima. Il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo. Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Cosa che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti, noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta, quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva. Però se poi naturalmente, come può rovinarsi una bottiglia di vino, veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. Qualche altra notizia sul quotidiano locale? Allora andiamo a vedere sempre nelle pagine di Trieste. Gli allievi della scuola edile restaurano le tombe storiche, la lapide che ricorda appunto il sacrificio dei rastrellatori dopo la guerra. I ragazzi del corso Edilmaster sono al lavoro nel cimitero di Sant'Anna sul ripristino dei monumenti funebri di Sbisale, Ghisse e dei rastrellatori. Stop al servizio oggi dalle 8 alle 22 lo sciopero dei tassisti per tutta la giornata. Uber senza scrupoli, dicono i conducenti dei taxi. La Maddalena ha il giardino, il comitato è soddisfatto, ne abbiamo parlato tante volte, l'area verde della Maddalena tra via Amarenzi e via Molino a Vento è stata aperta e il comitato Maddalena vive e canta vittoria facendo sapere come il cartello appeso sul cancello indica gli orari d'apertura del giardino, d'estate dalle 8:15 alle 19:45, d'inverno dalle 8:15 alle 17:45. Altre iniziative in città, al posto dei dolci 90% pesce, la nuova avventura di Amato, il titolare della barcaccia sbarca a fine giugno in Borgo Teresiano e apre 200 metri quadrati, uno spazio fra le vie Val di Rivo e 30 ottobre, prendendo il posto della storica attività Leonetti. Poi l'artigianato creativo di Crafts, quarta edizione in Ponte Rosso dal 30 maggio al 2 giugno. 9 iniziative per appoggiare i negozi in centro e in periferia. Le proposte degli esercenti. Confcommercio presenta un cartellone di 9 iniziative a supporto del commercio del Made in Trieste. Ecco l'elenco: vetrine animate, crafts, Trieste da scoprire, notte dei saldi, aspettando il Natale a Roiano, servola sotto le stelle, locali storici, Natale in vetrina, promozione, grandi eventi. Sono questi i titoli appunto delle 9 iniziative. Al via la 13ª edizione, c'è il Master del
del caffè tra filiera e tazzina, allievi da tutto il mondo alla scuola di Illy, 24 iscritti da 18 paesi, approccio interdisciplinare con economia, scienza e sostenibilità. Ancora le feste della maturità a Sistiana e Staranzano, pronti pullman e t-shirt, un mese all'esame di Stato, ultime settimane di studio tra test in classe, ripassi con gli amici in un mix di ansia e stress, ma anche giornate all'insegna di spensieratezza e divertimento tra cene, feste e giochi tradizionali. Qui vediamo una delle magliette, c'è chi ha già stampato le magliette in vista dell'esame di maturità, ci racconta Nicole Brusaferro quest'oggi sul Piccolo. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Riprendiamo la lettura dei giornali. Prima però vi ricordo che oggi avremo ospiti in studio nella prima parte della nostra trasmissione, fra circa una mezz'oretta, Paolo Menis del Movimento 5 Stelle e poi Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra, Dignità. Allora torniamo, dicevo, alla lettura di giornali. Per quanto riguarda la cronaca di Trieste, vediamo che ci sono varie notizie appunto di cronaca quest'oggi. C'è il furto alla società Adria in Sacchetta, forza una finestra per rubare ai canottieri, 30 euro di spiccioli, ma ben più consistente è sicuramente il bottino ottenuto in via Sticotti dai ladri, cassaforte svuotata di denaro e gioielli nel rione di San Vito. Allora rivediamo insieme il servizio che si riferisce proprio a questo fatto. Derubata di tutti gli averi mentre si trovava fuori Trieste. La vittima dell'ennesimo furto in casa in zona San Vito è una 70enne triestina che abita in un appartamento di via Sticotti, situata tra via Franca e via Locchi, di fatto una strada privata che ospita un complesso condominiale. L'anziana al suo rientro in casa ieri sera ha trovato l'appartamento messo a soqquadro. La donna ha chiamato la polizia, alla quale ha denunciato il furto. Poi, a causa dello shock, si è sentita male ed è stata ricoverata all'ospedale. Secondo il racconto della donna, i ladri hanno forzato la cassaforte nella quale l'anziana teneva gioielli d'oro per un valore complessivo di circa 40.000 euro e hanno portato via tutto. La polizia ha avviato le indagini. Anche in questo caso, come in altri precedenti nello stesso rione della Trieste Bene, i ladri hanno studiato attentamente le abitudini della vittima, hanno aspettato di capire quando sarebbe partita da Trieste e in quei pochi giorni che la donna è rimasta lontana da casa i malintenzionati hanno colpito. Sono riusciti a entrare nell'appartamento di uno degli stabili sito al 4º piano. Nessuno tra i condomini che la troupe di Tele4 ha incontrato durante il sopralluogo ha sentito o visto movimenti strani e sospetti in questi ultimi giorni. In effetti non è ancora chiaro quando i ladri si siano introdotti nella casa della 70enne. Quello che sappiamo è che chi è entrato non ha lasciato segni evidenti del proprio passaggio, mentre l'appartamento era messo sottosopra con la cassaforte aperta. Gli inquirenti sono a caccia di indizi e analizzeranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere di tutta la zona attorno a via Sticotti. Ancora tra le pagine del Piccolo vediamo spiagge di Duino Aurisina, i divieti e le regole sui cani, ne abbiamo parlato domenica, e poi Bagno di Castelreggio, gara per la concessione al via entro l'estate nella baia di Sistiana. Invece a Muggia, stazione di Muggia e gestione del bar, rinnovo per 6 anni in piazzale Curiel. Lavori in via di Pianezzi, non basta asfaltare, il consigliere d'opposizione Filippi attacca la giunta di Polidori su questa questione. Andiamo ancora a vedere, sempre in questa pagina del Piccolo che abbiamo già letto per quanto riguarda le feste di maturità, c'è anche il caso della scuola Svevo, migranti più ICS, il caso della Svevo finisce in regione, prima l'annuncio poi il dietrofront, dopo le polemiche il caso dell'istituto comprensivo Svevo con l'incontro sul delicato tema immigrazione da proporre agli alunni delle medie continua a far discutere. Gli assessori regionali Roberti e Rosolén avevano stigmatizzato l'inopportunità ma anche la scelta politica di invitare un rappresentante di CS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, Gianfranco Schiavone, oltre a un migrante. Sta di fatto che quell'incontro alla fine è saltato anche per questioni formali, come sottolineato dall'ufficio scolastico regionale rispetto all'iter. Ma la polemica non si placa e dopo le
le posizioni di PD e della CGIL, che hanno parlato di censura, tornano sul caso anche adesso Trieste e ancora il sindacato. Usare un comunicato stampa, quello di Roberti Rosolén, per reprimere e condannare un evento scolastico portando al suo annullamento ha un solo nome: censura, dice la consigliera regionale Giulia Massolino del Patto per l'Autonomia. Questa è la questione. Poi ancora anche la CGIL regionale si riferisce al comunicato della regione: esprimiamo piena solidarietà alla comunità educante e democratica dell'Istituto Comprensivo Svevo e auspichiamo che quanto prima entrambi gli assessori rientrino nel loro ruolo istituzionale. Queste le notizie per quanto riguarda appunto questo caso della scuola Svevo. Allora, ci fa sapere il Piccolo sempre che la riunione del Piccolo di redazione ci sarà a Borgo San Sergio per raccontare la voce dei suoi lettori. Ritrovo giovedì alle 11 nella biblioteca Stelio Mattioni. Un giornalista raccoglierà storie e segnalazioni dei presenti. È stato fatto anche in altre zone della città. Ancora per quanto riguarda la cronaca, ce ne siamo occupati anche noi ieri. Nell'auto 9 migranti, la polizia locale arresta 2 passeur di nazionalità ucraina. Trebbiano e Padriciano sono i teatri dei due ritrovamenti e di questi arresti di 2 passeur con tanti appunto migranti a bordo dei loro mezzi. Allora rivediamo insieme il servizio. Con l'avvicinamento alla stagione estiva ripartono gli arrivi dalla rotta balcanica. Dopo una serie di segnalazioni sulla zona boschiva fra Trebbiano e Padriciano, nella zona della pista ciclopedonale, la polizia locale ha organizzato una serie di controlli che il 12 maggio si sono concretizzati nei primi fermi. 2 auto con alla guida 2 cittadini ucraini che trasportavano complessivamente 9 migranti. Gli agenti hanno bloccato un primo veicolo con targa della Repubblica Ceca tra i mezzi civetta in un tratto stretto. A bordo c'erano, oltre al conducente, 6 migranti egiziani di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Dopo qualche minuto l'arrivo di una seconda vettura con targa ungherese. Il conducente ha accennato una reazione cercando di afferrare un coltello a scatto, ma è stato tempestivamente fermato dagli operatori. A bordo del secondo mezzo c'erano 3 cittadini siriani, anche in questo caso privi di documenti. I 2 passer di 27 e 42 anni sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reclusi al carcere del Coroneo, sequestrati i veicoli. Per 2 dei 9 migranti è stato disposto il respingimento con affidamento alla polizia slovena. Un minorenne invece è stato affidato a una struttura cittadina convenzionata. Gli altri 6 uomini, avendo espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, sono stati denunciati per il reato di ingresso illegale sul territorio italiano. Allora, ora abbiamo una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno signora Buccarella. Volevo fare una segnalazione sanitaria molto importante. Prego. Io ho fatto una visita dal mio medico di base, di cui ho un'osteoporosi molto importante, di cui fratture spontanee, per cui lui mi ha fatto questa impegnativa il giorno 23 di aprile e mi è stata data un appuntamento al 30 di aprile 2025 a Gorizia. Sottolineo Gorizia. Non ci sono posti a Trieste, io non riesco a curarmi perché non è un centro, io mi rivolgo tutto al privato, ma il centro per l'osteoporosi è soltanto della SUGI. Io non riesco a fare un'esenzione, mi pago i farmaci, mi seguo da sola. Questa è una cosa che devo sottolineare. Io nel mese passato ho speso 2.000 euro in visite private, sottolineo private, la gastro, l'asma. Sono seguita dal professor Confalonieri di Cattinaro, privato. Sono seguita dalla Salus, dal dottor Briganti Piccoli per i miei problemi che ho avuto del gastro e colon. Ho fatto tutto in privato. Tutto quanto in privato. Sono anni che quando faccio il 730 la signora del CAF gli viene male perché appacchi così e io sono una pensionata del Ministero della Sanità,
di cui pago tutto, però pago anche le tasse, sottolineo che pago le tasse. Da quando sono andata a lavorare nel lontano 72 fino al 2007 e pago le tasse anche in pensione, perché le paghiamo tutti. Che cosa ricevo dallo SUGI? Un medico idiota che sbaglia tutto, lo cambio e trovo uno peggio. Siamo alla frutta proprio. Signora, come si chiama? Ci vuole lasciare il suo nome? Noi raccogliamo la sua segnalazione, basta il nome insomma, di battesimo per poi... Angela, mi conoscete già, ho già fatto una segnalazione tempo fa. Augusta? Sono stata offesa in un pronto soccorso, ma non le dico le parolacce che ho ricevuto. Capito. Signora, una signorina che si permette, chi è che rompe i coglioni, mi vergogno di dire certe cose. Capiamo che sia arrabbiata, insomma ci riferiva un altro brutto episodio. Augusta ha detto, vero? Ma ho fatto denunce, tutto tra la luce e vino. Sono andata da un medico legale e mi ha detto ma lei non è morta, signora. Allora signora, intanto raccogliamo la sua segnalazione che purtroppo, come saprà, insomma è una delle tante che riceviamo tutti i giorni. Certo. Grazie. Ma io nel privato, ma questo centro non esiste nel privato purtroppo. È chiaro. Io anche qui tanto vado tutto nel privato. È un grosso problema quello delle liste d'attesa per avere una prestazione sanitaria, un anno e addirittura a Gorizia, poi dice la signora da Trieste, insomma davvero sembra esagerato. Allora grazie della segnalazione, la prendiamo in carico, la raccogliamo e proveremo magari a parlarne con le persone competenti. Allora andiamo avanti a leggere i giornali, andiamo ancora sui quotidiani, questi di carattere nazionale. Il Corriere della Sera, c'è ancora il caso Assange a tenere banco, ora Assange potrà opporsi all'estradizione, ricorso fondato dai giudici inglesi, una chance per l'attivista. Ancora vediamo sempre sul quotidiano il ritorno della rabbia, dal vittimismo alla scommessa su Neom, la città del futuro. Ancora andiamo avanti, le cronache, Genova, l'indagine con il super PC usato nel processo sul ponte Morandi. Toti al setaccio telefoni e computer, i PM sentiranno l'armatore a ponte come testimone. Vediamo ancora sempre sul Corriere della Sera il terremoto che abbiamo visto in prima pagina, paura a Napoli, dormiamo in strada, sciame sismico ai Campi Flegrei, poi la scossa più forte da 40 anni, quindi la gente si è riversata nelle strade per paura appunto del terremoto. Ufficiale firma il viso a una carabiniera, l'arma gli toglie tesserino e pistola. Modena, l'episodio di bullismo fotografato da un collega e denunciato ai superiori. Questa la vicenda. E poi c'è anche l'ultimo saluto, messaggi e rose, l'ultimo saluto a Franco Di Mare, il giornalista morto qualche giorno fa. Spero di averti fatto felice, dice Giulia Berdini, da 8 anni compagna appunto del giornalista e sua moglie dal 15 maggio scorso. Liceale violentata in crociera durante la gita scolastica, i video incastrano 4 francesi. Genova, la denuncia al comandante e gli arresti, c'è anche un minorenne. E poi un altro caso sempre in crociera, neonato morto dopo il parto, madre fermata sulla nave. Ancora andiamo avanti sempre sul Corriere della Sera per vedere gli approfondimenti. Io prima donna in Gazzetta, ho fatto gola ai pregiudizi, per intervistare Herrera mi travestii da dottoressa. Parla Rossana Marani che racconta insomma la sua esperienza. Brera, uno dei pochi a proteggermi, presi a ceffoni un giocatore che mi portò in motel. Ancora andiamo avanti, l'Italia in giro, si parla del giro tra ardori e ghiacciai. Il giro oggi attraversa alcuni degli scenari alpini più spettacolari, con gli echi del contrabbando e di un prete che ispirò Don Camillo. Torniamo sul piccolo per lo sport, proprio per la pagina sportiva. Trieste prova a concedere il bis, a Forlì può avvicinare il sogno. Stasera alle 20
20:30 sul parquet Romagnolo, secondo round della serie di semifinale. Biancorossi con il morale alle stelle, la pressione adesso è sulle spalle dei rivali. Fra poco rivedremo il nostro servizio, il servizio di Marco Stabile proprio sulla partita, ma c'è un'altra telefonata, mi dicono, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Per cortesia, io sono la signora che richiede la penicillina alla fermata dell'autobus numero 35 sotto Longera. Mi ricordo. Lei ha notizie? Non abbiamo avuto alcuna risposta. La pensilina alla fermata al capolinea, giusto? Del 35 sì. a Sottolongera, giusto? No, perché qui le donnette anziane sono ancora sotto la pioggia. Infatti. Non è che dobbiamo aspettare altri 30 anni, voglio dire. Ecco, sollecitiamo ancora. Grazie nuovamente della segnalazione, signora. Buona giornata. Allora, vi dicevo appunto, ieri abbiamo fatto così con il nostro Marco Stabile, naturalmente reso conto della partita vittoriosa per la Pallacanestro Trieste, e oggi appunto sul giornale vediamo che si gioca già questa sera alle 20:30 per il secondo round appunto della serie di semifinale. Allora rivediamo il nostro servizio. La Pallacanestro Trieste torna a stupire, riappropriandosi del fattore campo alla prima occasione utile contro la squadra che ha letteralmente dominato la stagione regolare nel girone rosso di A2. Lo ha fatto senza grandi prove degli americani, ma con un asse play pivot italiano, solido e convincente. Michele Ruzier, una volta di più leader e realizzatore quando la palla scotta, e Francesco Candussi, con una doppia che parla tutta a suo favore nella voglia di lottare sotto le planche. È chiaro, Forlì senza la stella Kadim Allen non è la stessa, battere a 49 punti una squadra che mediamente ne mette 80, dominare a rimbalzo e aggiungerci il cinismo necessario nel finale la dice tutta sui biancorossi. La formazione di Jamion Christian ha letteralmente cambiato marcia in questi playoff ed ora tutto, davvero tutto, diventa possibile. È già il primo parziale dell'incontro a confermare come ormai si trovi contributo da parte di tutti, da Brooks a Candussi, da Filloy un po' meno preciso ma quanto mai leader, sino a Ruzier. Di fronte l'Unieuro è sembrata fredda e imprecisa, il 13% dalla lunga distanza la dice tutta, ma è altrettanto evidente che non si ripeterà in gara 2. Magro, Johnson e Valentini hanno comunque tenuto la squadra in linea di galleggiamento, ma la solidità di Videra e Reyes vicino canestro e il contributo della panchina biancorossa, bene Bossi, ha permesso a Trieste di chiudere sul più 16 a metà gara. I biancorossi, che sembravano poi aver chiuso i conti nella ripresa, portandosi agilmente sui 20 punti di margine, hanno poi vissuto il momento più difficile del match, quando Antimo Martino ha deciso di puntare tutto e forse pure un po' disperatamente sulla zona. Le risposte di Valentini e Magro, una tripla da trascinatore di Cinciarini e la contestuale assenza di Ruzier dal campo causa falli, hanno riportato in partita i padroni di casa. Ecco perché la vittoria, maturata in un inizio d'ultimo quarto da battaglia, vale ancora di più. C'è la testimonianza lampante di un Ruzier che cambia le partite anche quando la palla è incandescente, innescando se stesso e i compagni. Stavolta bastano 5 minuti di assistenza all'ispirato baffo di Romance per chiudere i conti, andando sul più 24 e potendosi pure concedere il lusso di far entrare i giovani in una semifinale playoff. Occhio però a non dare per morta una belva ferita come Forlì. Allora invece andiamo a parlare della Triestina, l'umore è sicuramente di segno diverso. Unione già tolto allenatore, Donatio Santoni scontato l'addio a Bordin che sarebbe rimasto solo in caso di promozione in B. Gorgonio possibile terza pista, oggi la Di Stella e il direttore generale Menta hanno indetto una conferenza stampa. Fra poco rivedremo il bilancio della stagione della Triestina tracciato dal nostro Bernardo Gulotta, ma sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono il signor San Giorgio. Volevo fare una segnalazione. Prego. Io vado sempre tutti i giorni a passeggiare all'alpinetto di Barcola, vicino al castello di Miramare per bambini appena inaugurato, bello nuovo, a 20 metri, c'è il box di metallo verde che sono le latrine comunali. La porta è bloccata credo da 2 settimane, non si può chiudere. Le latrine sono aperte al pubblico, è difficilissimo, anche mamme e bambini che hanno
questi gabinetti pubblici che sono anche puliti, però la porta è bloccata, non si può chiudere. E non si può chiudere, quindi è difficile. Ma insomma, è veramente terribile, è perché è di metallo, guarda, è tutto sì. di metallo, è difficilissimo, è bloccata. Capito. È proprio davanti a dove giocano i bambini, insomma. Ai giochi nuovi, quelli appena installati. Ma anche perché è utile per tutti, perché certo. sono le toilette comunali, ecco. Infatti, grazie della segnalazione, sono un paio di settimane la porta del box con i bagni chimici è bloccata, allora anche questa è una segnalazione per gli assessori competenti. Allora vi dicevo invece del bilancio della stagione della Triestina, tracciato ieri dal nostro Bernardo Gulotta, rivediamolo insieme. Che voto si può dare alla stagione della Triestina? Bella domanda, difficile rispondere, ma guardando con onestà e obiettività sicuramente l'annata dell'Unione merita la sufficienza. Spieghiamo perché. In primo luogo giova ricordare che l'attuale proprietà statunitense si è insediata nel luglio dello scorso anno, dovendo costruire una società praticamente da capo, scegliendo staff, dirigenti, giocatori e allenatori nei mesi estivi e con una programmazione che ha guardato da vicino il calendario con la fretta di farsi trovare pronti per l'inizio delle gare ufficiali. E ancora, Ben Rosenzweig, il presidente, ha rilevato una Triestina che l'anno precedente ha sfiorato la retrocessione sotto la guida di una società che in più di un'occasione ha fatto discutere la piazza. Archiviato il passaggio societario, l'Unione 2023-2024 ha dimostrato grandi premesse, in primis con l'arrivo di Attilio Tesser, in secondo luogo con un mercato estivo promettente. Ecco dunque che le aspettative sono inevitabilmente aumentate parlando di piani alti del girone, se non addirittura di squadra da promozione diretta. Troppa fretta dunque nell'alzare l'asticella degli obiettivi? Sulla carta forse no, ma il calcio si gioca in campo e sul fattore campo torneremo, e questo ha detto che Mantova, Padova e infine anche Vicenza erano e sono stati avversari a cui dover guardare con attenzione. Prima parte di campionato molto buona, risultati e gioco hanno ben impressionato tutti, con qualche piccolo inciampo che ci può stare. Poi la flessione prenatalizia, quella che probabilmente è stata la svolta in negativo dell'intera annata. L'esonero di Attilio Tesser da terzo in classifica e l'arrivo di Roberto Bordin non sono stati compresi dalla tifoseria, che alla ricerca di una spiegazione logica si è sentita rispondere che si era entrati nella seconda fase del progetto, concetto che, forse, ancora oggi non risulta così chiaro, ma tant'è, perché fondi e impegno l'han presi una società che al netto di tutto ha il diritto di fare e difendere le proprie scelte, per quanto discutibili. L'inizio di Bordin è stato molto negativo, 5 sconfitte consecutive fra gennaio e febbraio, prima di trovare la famosa quadratura del cerchio che ha permesso all'Unione di raddrizzare il campionato con il quarto posto ottenuto. Poi i play-off, pareggio contro la Gian Erminio con tanti brividi e le 2 buone prestazioni contro il Benevento che però, per quanto anche gradevoli, non hanno portato al passaggio del turno. La complicità in questo caso sono stati degli errori individuali. L'Unione ha chiuso il campionato con 64 punti, 61 gol fatti, secondo miglior attacco, 44 subiti e la quarta piazza del girone. L'anno prima ha concluso al 18° posto con 31 gol fatti e 45 subiti per 39 punti totali. Ecco perché la sufficienza è il minimo da poter attribuire a un club che in 12 mesi ha scalato 14 posizioni, giocandosi la promozione e non la retrocessione. Poi in tutto questo si può discutere delle scelte tecniche del tipo ma che fine hanno fatto Lescano e Celeghin nei playoff, oppure sul mancato mercato di gennaio e le seguenti vicende dell'esonero di Tesser. Se infine ci mettiamo anche le partite casalinghe a Fontana Fredda e quindi le spese e le noie logistiche di dover giocare in Friuli, allora l'incoraggiamento guarda al prossimo campionato dove, con stadio sistemato, un anno di rodaggio e ambientamento e la possibilità di pianificare bene la stagione e non all'ultimo, dalla sufficienza l'aspettativa sarà senz'altro quello di un voto migliore, se non una A in pagella, almeno una B, chi vuole intendere intenda. Allora, andiamo a vedere la pagina del Piccolo di Monfalcone, spiaggia più ampia e nuovo park, Isola dei Bagni pronta per l'estate, litorale riqualificato dopo la mareggiata dell'autunno 2023. Pure qui la stagione parte il 1° giugno, il rilancio targato Red Bull. Allora vediamo la spiaggia con gli ombrelloni antivento e anche i preparativi per il parcheggio e anche il futuro bistrò, quindi anche questa zona, oltre a Marina Giulia, c'è anche l'Isola dei Bagni per il mare, per la balneazione a Monfalcone. Un'Academy olimpica della vela subito dopo i Giochi di Parigi. Il Marina Monfalcone è destinato anche a diventare un polo agonistico di livello mondiale.
Un brutto episodio accaduto sempre a Monfalcone, a una giovane disabile di Ronchi, bullizzata, scatta la denuncia, presa di mira per un'ora da un gruppo di minorenni mentre stava facendo acquisti con un'amica al centro commerciale di Monfalcone. Il gruppetto ha smesso di importunarla solo all'arrivo del compagno della madre. L'episodio è avvenuto tra i corridoi dell'emisfero e ora all'attenzione delle forze dell'ordine. Quindi questo è il brutto episodio accaduto a questa giovane con una disabilità. La selezione del Comune in 120 per un posto all'ufficio tributi, domani la prima prova, poi il dibattito verso le elezioni, Pizzolitto a Cisint, basta denigrare la città, corsi per l'integrazione. E qui la storia che vi abbiamo raccontato anche noi del surfista stroncato dalla malattia, i primi passi mossi a Marina Iulia. Alessandro Cereser di Prata era stato in gioventù un autentico campione di questo sport, aveva iniziato da bambino durante le vacanze a Monfalcone con la sua famiglia. Parliamo anche del partigiano inghiottito dalla risiera. Ronchi onorerà Gustavo Tambarin, l'omaggio a una famiglia illustre protagonista della Resistenza che diede anche il primo sindaco. Fu nel solstizio d'estate, forse un mercoledì di pioggia o di afa che ristagna non si sa, ma il 21 giugno del 44 il giorno in cui i registri annotano che Gustavo Tambarin è stato ammazzato, e questa è l'unica cosa certa del solstizio in cui il partigiano, che viveva in via Duca d'Aosta ed era nato a Monfalcone, sposato e padre di 2 figlie, chiuse gli occhi al mondo per sempre. Questo è il ricordo del partigiano. La famiglia, l'altra dedica al fratello Argo, morto a 19 anni a Mauthausen. Queste le storie. Ero bambino, mia madre testa al processo che vedevo in TV. Il nipote Franco Terzoni ricorda la corte d'assise di Trieste nel 67. Qui c'è un'immagine della risiera di San Sabba. Si parla anche del parco dell'Isonzo, al via i lavori per il park che toglierà le auto dalla zona picnic, il piano di rivisitazione e miglioramento dell'area verde. Nella primavera prossima pronti 100 posti, di cui 8 per i camper, in partenza anche l'intervento per la nuova ciclabile interna. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo, il nostro primo ospite, Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Laura. Bentornato ai nostri studi. Allora, Paolo Menis, che ha sentito poco fa la telefonata della signora che chiamava per l'appuntamento, no? Per l'impegnativa fatta dal medico di base per una visita riguardo la sua grave osteoporosi, le hanno dato un appuntamento dopo più di un anno e a Gorizia, un caso purtroppo anche frequente, no? Purtroppo è l'ennesima denuncia, io la chiamerei anche denuncia di malasanità, perché la malasanità non è che gli episodi di malasanità non succedono solo quando sbagliano i medici ad eseguire il proprio lavoro, ma anche in questo caso quando non c'è il servizio, perché di questo si tratta. Purtroppo è l'ennesima denuncia e non capisco come l'amministrazione regionale su questo tema, che è di fondamentale importanza, abbia secondo me un atteggiamento sempre troppo passivo. Sembra quasi una volontà politica di voler smantellare la sanità pubblica e di lasciare spazio al privato. Ecco, forse qualche ragionamento su come andare ad efficientare la nostra sanità pubblica, non smantellandola, ma anzi rinforzandola e facendola essere più competitiva rispetto al privato, perché il caso della signora
nella sua sfortunata situazione ha anche avuto la possibilità di rivolgersi al privato, visto che da come ha raccontato lei ha anche più volte, una possibilità economica di farlo, ma ci sono tantissime situazioni, tantissimi casi di persone che poi non sanno, devono aspettare la sanità pubblica e non hanno le possibilità economiche di rivolgersi temporaneamente al privato. Ecco. Quindi questo è un caso emblematico sul quale credo tutti dobbiamo fare delle riflessioni, in primis chi è al comando dell'amministrazione regionale, perché mi sembra, ripeto, stia tenendo un atteggiamento passivo e di volontà verso l'apertura incondizionata alla sanità privata, che non è però alla portata di tutti. Alla portata di tutti, ed è questo il grande problema, no? Allora, un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno. Allora, io vorrei spezzare una lancia per questa signora che ha telefonato adesso, perché Mendis ha detto che ha la possibilità. No, non è che abbiamo la possibilità, Mendis, di andare in privato. Dobbiamo andare in privato e stringiamo la cinghia per altre cose. Volevo dire dietro questi sportelli della SUGI ci sono delle persone che di sanità non ne capiscono niente. Sono assunte dalle cooperative, sono frustate dallo stipendio, no? E sono arroganti e maleducate, perché anche se l'appuntamento è fra un anno, la signora sicuramente ne avrà bisogno, perché ho anch'io l'osteoporosi, ho trovato, ringraziando il cielo, qualcuno che si è presa cura di me, no? Ma è proprio la maleducazione, il menefreghismo che hanno quando rispondono o al telefono o dietro uno sportello. A loro sembra di essere padri eterni. Faccio un esempio. Sono caduta, avevo il piede come la bandiera della pace, gonfio, con le dita tremende, e la mia internista, il medico di base, mi ha detto che da prenotare, sulla richiesta ha scritto da prenotare entro 4 giorni. Questa signora che era dietro lo sportello all'ospedale Maggiore mi ha dato l'appuntamento dopo 25 giorni, ho detto ma sta scherzando? No, ma guardi che c'è scritto di prenotare entro 4 giorni e lei mi ha detto ma io le ho prenotata. Allora o è ignoranza o è proprio in malafede. Sono insopportabili, bisognerebbe proprio, non so, o aumentare loro lo stipendio, perché evidentemente, oppure perché non si rendono conto che se non ci fossimo noi a andare a prenotare le visite d'altro, loro non avrebbero un lavoro. Capito. Io questa maleducazione, non è la prima volta che la riscontro, non la sopporto più. Ecco. Comunque stomatologia, dentista, oculistica, ginecologia, bisogna andare in privato e sono delle visite essenziali. Grazie. E sono anche non poco costose, no? Grazie Nivea che ci ha portato la sua esperienza in relazione a quello di cui parlavamo. Sicuramente poi il rapporto tra azienda sanitaria in questo caso o comunque cooperative che hanno ricevuto in appalto la gestione delle prenotazioni, è chiaro che ci deve essere sempre in ogni caso rispetto e la comprensione che dall'altra parte del telefono c'è una persona che ovviamente si trova in uno stato di salute non ottimale, quindi anche emotivamente non è proprio al massimo della propria situazione, ma questo ovviamente fa parte di un percorso di formazione che gli operatori devono ricevere e che credo che molto spesso non si compia in modo completo, soprattutto se appunto non sono dipendenti diretti dell'azienda sanitaria, ma è un servizio esternalizzato. Ecco, questo è sicuramente uno degli aspetti, no, sul quale lavorare, ma io non volevo dire che la signora che ha chiamato prima è fortunata, assolutamente no, perché sicuramente si trova in una situazione di disagio. Volevo rimarcare il fatto che è molto più difficile ancora per le persone che non hanno possibilità economiche di risolvere le proprie situazioni di salute, quando appunto non ci si può rivolgere al privato e nel breve periodo è l'unica soluzione che si ha di fronte. Quindi su questo
io credo che ci dovrebbe essere una battaglia trasversale da parte di tutte le forze politiche per il rafforzamento e il mantenimento della sanità pubblica. Invece vedo che viene sempre dato più largo spazio al privato convenzionato. Anche il tema del privato convenzionato, se può essere, come dire, secondo il mio punto di vista, può avere un senso per prestazioni che tipo, non so, gli esami del sangue, sì, o cose di questo tipo, però è chiaro che col privato convenzionato è il pubblico che dà risorse ad un privato che diventa sempre più efficiente, mentre il pubblico, il settore pubblico diventa meno efficiente, quindi è anche un gioco a ribasso sul quale va fatto qualche ragionamento. Un'altra telefonata subito, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dire per la signora che ha telefonato prima, sì, è medico di base che sbaglia, perché la signora doveva fare entro 4 giorni la richiesta e dopo entro un mese devono dare l'appuntamento, perciò non è che ha sbagliato la signora del sportello, solamente il medico di base quando ha detto alla signora che lei deve fare entro 4 giorni e poi devono dare entro il mese. Questa è la prassi di solito che funziona così. Poi un'altra cosa, io ho un dolore all'anca destra, mi hanno dato un appuntamento al 31 di ottobre. Se vado in privato ho l'appuntamento dopo 2 giorni e questo è sbagliato, capisci? Perché avendo il dolore, se vado in pronto soccorso a fare i raggi occupo solo uno spazio che non c'è abbastanza da fare per loro, che vado a muscolarmi anch'io. Tengo il dolore e vado avanti fino a ottobre perché non ho la possibilità ogni volta di pagare in privato. Un'altra cosa volevo chiedere, ecco, tutta questa delinquenza che sta diventando una roba veramente impressionante. Io giro con le spray al peperoncino, sinceramente, perché non si sa chi si incontra, anche in corriera, cosa succede. Ecco, sarebbe il caso magari di questa gente non affidarla a un tutore i minorenni a un tutore del comune, cioè, mandateli a casa, non è possibile tenere questa marmaglia di gente a Trieste, che Trieste è sempre stata una città accogliente, una città mitteleuropea, però adesso mi sembra che stiamo un po' esagerando, che la gente deve aver paura di andare fuori di casa. Vi ringrazio. E un'altra cosa, il 5 Stelle, cercate di fare qualcosa per fare una legge per l'abbandono e non solo, anche per i maltrattamenti, tipo Leone che l'hanno scorticato, tutti questi animali che vengono maltrattati, uccisi, non è giusto questo. Fate qualcosa anche voi, visto che siete in Parlamento. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie a lei signora, insomma tanti argomenti. La signora ha toccato, mi sono segnato mentalmente tre temi tra la sanità, la sicurezza e la difesa degli animali. Ma restando per il momento sul discorso della sanità, volevo sottolineare un altro aspetto negativo che ha fatto emergere la signora con il suo intervento, cioè quando poi i tempi tra privato e pubblico per gli interventi sono molto diversi, il privato interviene subito, il pubblico a distanza di molto tempo, poi succede un altro fenomeno sicuramente considerato collettivamente non appropriato, quello dell'accesso al pronto soccorso per accessi che poi ovviamente diventano impropri perché non ci sono urgenze immediate, e questo peggiora ancora di più il servizio pubblico. Ovviamente non si può imputare alle persone la colpa di questo comportamento, è derivante da un malfunzionamento della sanità pubblica, e quando non hai altre alternative è chiaro che tenti ogni strada per risolvere il tuo problema. Il secondo punto è quello della sicurezza della nostra città. Credo che la signora complessivamente mi trova molto d'accordo. Io volevo sottolineare una cosa, perché molto spesso ho visto c'è una certa separazione, una certa dicotomia, o si mette in contrasto interventi di diverso genere, cioè il fatto della accoglienza, diciamo, da una parte, o comunque tentativo di integrazione di stranieri, di minori stranieri, e dall'altro
un atteggiamento invece più repressivo, giustamente più repressivo di fronte a fenomeni di criminalità. Io non credo che le due aree, che le due azioni siano in antitesi, cioè nel senso io credo che bisogna andare avanti su questo doppio fronte, perché è chiaro che quando arriva nel nostro paese uno straniero o un minore straniero che ha, secondo il diritto internazionale, appunto il diritto di essere accolto almeno temporaneamente, è chiaro che comuni e Stato devono mettere a disposizione le risorse per integrarlo, accoglierlo, non solo limitatamente a dare un vitto alloggio, ma anche che sia integrato nell'attività sociale. Molti episodi di criminalità, come ha detto tra l'altro anche il procuratore dei minori, il dottor Russo, avvengono perché i minori vanno a scuola ma poi magari nel pomeriggio non sono inseriti in attività sociali. Dall'altro lato però c'è anche bisogno, e io l'ho detto anche l'ultima volta che sono venuto qua da voi, di azioni repressive di fronte a episodi che abbiamo visto come quello di qualche settimana fa in via Trento, o comunque di episodi delinquenziali nei quali anche minori usano o hanno a disposizione armi come il coltello. Qualche giorno fa è uscito un bellissimo articolo, tra l'altro anche di un vostro amico giornalista, Nicolò Giraldi, che evidenziava come le forze dell'ordine a Trieste da inizio anno hanno proceduto al sequestro di un coltello ogni 3 giorni, cioè una cifra incredibile. È vero. E su questo bisogna intervenire con azioni legislative mirate, sia per colpire, cioè nel senso che credo che anche il minore straniero debba poter essere espulso veramente, non solo sulla carta con decreti di espulsione che per i minori adesso non possono essere emanati. Credo che bisogna anche modificare la legge per cui le persone che arrivano nel nostro paese non possono ufficialmente lavorare se sono in protezione, o comunque i minori stranieri. Un ragazzo di 16-17 anni deve poter fare volontariato, deve poter lavorare, perché altrimenti, se no, succede, è spinto nelle mani della delinquenza locale, e questi episodi purtroppo aumenteranno sempre di più. Quindi secondo me è importante dare risorse per integrare queste persone che vengono da altri stati, insegnare loro come ci si comporta e come ci si deve stare nel nostro paese. Se questo non accade e accadono episodi delinquenziali, è necessario procedere anche fino ad arrivare all'espulsione nei paesi di provenienza. Poi ne parleremo ancora sicuramente anche con i nostri collegamenti esterni, con il nostro Gianluca Paladin, tornerà magari nelle zone più calde. Ieri era in piazza Goldoni, tornerà anche in piazza Perugino. Ieri abbiamo visto insomma gli aggiornamenti sulla banda che compiva delle rapine, quindi torneremo sul posto. Allora c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Lucarella, lei è il suo ospite. Buongiorno. Sono Silva da Monfalcone. Buongiorno Silva. Io vado in controtendenza, parlo male della sanità privata. Allora, avevo un dolore fortissimo in una gamba, sono andata dal mio medico di base, e allora ecco Doppler, Ratti, però mi ha detto se vuoi, quindi era abbastanza tempo e con dei dolori incredibili alla notte, se vuoi va vicino del suo stesso uno studio medico, c'è un bravo ortopedico. Sono andata da lui, in effetti con un'unica infiltrazione di cortisone mi ha centrato il nervo piliforme, mi è passato completamente. Siccome soffro di cervicale, sono ritornata da lui. Sono andata per un anno, 130 euro per visita, una volta al mese,
mi curava particolarmente con degli integratori a base di zolfo. Gli integratori erano 49,90 € e la mia parrucchiera mi ha detto: ma senti, prova ad andare dal massaggiatore cinese dalla quale va lei per i suoi problemi di schiena. Quando ho detto questo all'ortopedico mi ha detto: è metà città che va da questo, con 4 sedute da 40 € all'una mi è passata completamente la cervicale. Allora in questo caso io parlo molto male veramente della sanità privata. Questa è la sua esperienza, insomma. Sì, sinceramente. Grazie signora Silva di avercela raccontata. In effetti insomma ci possono essere dei casi, no, diversi. Non sempre, è chiaro. credo, io non sono un medico, però è chiaro che non sempre è facile identificare quale sia la patologia e come superarla, e questo può succedere. Non è sempre semplice. Può succedere sia nel privato che nel pubblico, ovviamente. Allora, ci chiede Piero in merito ai casi di Piazza Goldoni e al noto locale, insomma, della multinazionale americana, dice: ritengo che essendo il luogo di teatro di rapine, spaccio e violenze andrebbe chiuso come vengono chiusi con ordinanze del questore altri locali. Sono d'accordo se c'è una concentrazione, come succede per episodi di violenza attorno a quel locale. Io ho visto che quell'attività commerciale ha istituito anche un sistema di vigilanza privata, ma che non sia più sufficiente, e non riescono neanche le forze dell'ordine, che sono, penso, 24 ore su 24 poco via in Piazza Goldoni. Credo che si possa intervenire, come diceva anche l'ascoltatore, il telespettatore, anche attraverso ordinanze comunali di chiusura temporanea di quelle attività commerciali. Allora, torniamo invece in Piazza Perugino con il nostro Gianluca Paladin, che vedo già pronto sotto una pioggia battente, per di capire, oggi il meteo non è dei più favorevoli. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno a Paolo Menis. Sì, siamo tornati in Piazza Perugino. Ieri avevamo già raccontato un po' di questa zona di nuovo, dicendo che tra l'altro la situazione era in fase di cambiamento. No! Devo ritrattare quello che è stato detto ieri, perché ho ricevuto nuove segnalazioni. Un'altra rissa sarebbe scoppiata ieri, forse è stata coinvolta anche una ragazza a cui hanno messo le mani addosso sul posto carabinieri e polizia. Vi daremo maggiori informazioni nel corso dei nostri telegiornali. Credo che fossero circa le 21 quando è scoppiata la seconda rissa, in realtà una nel tardo pomeriggio e una verso sera, quindi dobbiamo ancora appurare bene segnalazioni che abbiamo ricevuto. Sappiamo che comunque ci dovrebbe essere stato un intervento delle forze dell'ordine, ovviamente maggiori informazioni mano a mano che passano le ore. Guarda Laura, qui siamo nella zona dove c'è il dramma dello spaccio della droga, soprattutto perché non cercavano i finanzieri, la polizia locale, i carabinieri solamente armi, martelli e coltelli utilizzati per le rapine, ma cercavano anche involucri che contenessero droga, perché poi comunque questa è anche piazza di spaccio. Certo è che se la situazione sembra ogni tanto migliorare, non bisogna cantar vittoria troppo presto, perché purtroppo poi ci sono bande di ragazzi che ritornano in questa piazza e vengono costantemente attenzionate queste bande dalle forze dell'ordine. Nascondono droga e oggetti atti a offendere tra queste siepi e ogni giorno, ogni sera, ogni mattina c'è un controllo anche molto presto la mattina proprio delle forze dell'ordine per andare a vedere se riescono a trovare qualcosa. Quindi, ricapitolando, ieri pomeriggio ci sarebbero state due episodi. Dobbiamo chiarire la gravità di questi episodi, quante persone effettivamente sono rimaste coinvolte, ma insomma ve lo saremo sapere, speriamo, già all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale. Piazza Perugino ormai è una costante, è un evergreen, se mi consentite la triste battuta, perché davvero potremmo fare un servizio al giorno per quello che succede in
questa piazza, purtroppo. I residenti che abitano in questi condomini che si affacciano appunto sulla zona non ce la fanno più e chiedono un intervento che però immagino debba essere ad ampio raggio. Non si tratta solamente di controlli oppure di presenza fisica della polizia sul territorio, che già c'è, ma anche di creare le condizioni per far sì che certe situazioni non si ripetano. Insomma, è un problema più ampio. Tra l'altro qui sorgerà anche il centro culturale islamico, la popolazione è divisa. Alcuni credono che possa contribuire sicuramente a fornire un'alternativa ai ragazzi e levarli dalla strada, altri invece dicono no, non succederà nulla, anzi si rischia di esacerbare gli animi. Ovviamente non spetta a noi, non spettano noi i giudizi, a noi spettano solo le rilevazioni della cronaca, ma purtroppo quello che succede in piazza Perugino è ormai sotto gli occhi di tutti da almeno un paio d'anni, direi. Questa è la situazione. Laura, noi adesso ci sposteremo, faremo un passaggio anche allo Stadio Rocco, visto che dovrebbero iniziare i lavori anche per i grandi concerti. Questo è un altro tema ovviamente per la nostra estate triestina. Vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, grazie per il collegamento. Insomma, abbiamo visto nuovamente altri nuovi episodi, no? Sì, purtroppo come dicevo prima, sono anche d'accordo con l'analisi di Gianluca, perché ha detto giustamente che il giornalista deve riportare i fatti, però giustamente ha fatto anche un'analisi della situazione. Ecco, ho trovato nei giorni scorsi veramente scioccante invece quello che ha detto il nostro sindaco, che ha detto di fatto andiamo a vedere quello che succede a Milano e in altre città. Ecco, io non credo che il compito del sindaco sia andare a risolvere, a minimizzare i problemi facendo delle comparazioni con quello che succede nelle altre città. È evidente anche dai numeri che le situazioni di questo tipo, queste situazioni delinquenziali, stanno aumentando, e quindi anche se direttamente il comune ha magari pochi strumenti a disposizione, è chiaro che un sindaco deve portare la voce della città nei confronti della regione, nei confronti del governo nazionale, per risolvere questi problemi. Come diceva Gianluca prima, probabilmente la sola presenza delle forze dell'ordine non è più sufficiente, bisogna agire ad ampio spettro. Come dicevo prima, le politiche di integrazione da una parte non vanno in contrasto con le politiche di repressione che ci devono essere, perché se non diamo delle risposte forti nei confronti di queste persone che delinquono, è chiaro che le percentuali e il numero di questi episodi aumenteranno sempre di più, purtroppo. E la situazione rischia davvero di sfuggire di mano, poi di trovarci in situazioni simili alle città che forse poi citava il sindaco. Allora abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo evidenziare un aspetto sul discorso della sanità. Il ministro Sirchia, siccome ci sono queste liste di attesa infinite, ha mandato una direttiva ai vari centri dicendo che bisogna che i medici stiano molto attenti su come dare gli esami e quando darli e quanti esami dare. Infatti, per esempio, io avevo bisogno di un esame del sangue che faccio con un certo ritmo ogni anno, perché c'è una certa età, e già il mio medico mi ha cominciato a tirare via determinate cose. Quindi praticamente i tecnici addetti a queste cose, che tra l'altro ho letto poco tempo fa che si sono beccati 30.000 euro di premio, praticamente per rispettare le direttive seguono presidiquamente quelle che sono le regole, anche perché, come abbiamo visto durante il periodo del virus, chi non segue le regole poi ha delle conseguenze. Tra l'altro sono stati dei medici anche esclusi dalle associazioni di medici, quindi con gravi conseguenze. In più c'è nell'aria sempre questa roba della intelligenza artificiale, per cui sicuramente si vogliono portare a una situazione in cui uno, quando starà male, telefonerà a un numero, dall'altra parte ci sarà
una voce metallica guidata dall'intelligenza artificiale che ti chiederà quali sono i sintomi e magari ti darà anche le medicine, così lo Stato risparmierà anche su questo. Grazie e buongiorno, volevo un commento. Grazie Gino, come possiamo commentare insomma queste sicuramente in linea generale l'intelligenza artificiale troverà sempre più applicazioni, mi auguro non in quelle descritte o paventate dal nostro telespettatore, anche perché in ambito ovviamente sanitario e medico il rapporto umano con il proprio medico è fondamentale, ecco, quindi credo che sicuramente noi dobbiamo avere fiducia prima di tutto nel nostro medico di medicina generale, il nostro medico di famiglia. Se viene a mancare questa fiducia è chiaro che il suggerimento che do io stesso è quella di cambiare, anche se anche su questo tema non è facile, non è facile perché non abbiamo tanti medici di medicina generale a disposizione, però il rapporto di fiducia con la prima interfaccia che abbiamo con il nostro medico ci deve essere, altrimenti è chiaro che non va bene né per il medico né per noi che siamo i pazienti. Altra cosa invece sono le applicazioni che troveranno sempre più spazio nella telemedicina, questo sì, però dall'altra parte magari si potranno fare diagnosi a distanza, questo potrà essere un vantaggio, ma dall'altra parte ci sarà sempre un medico che troverà supporto nella tecnologia. Ecco. L'automazione completa io mi auguro che su questo tema non avvenga, perché appunto, come dicevo prima, il rapporto umano è fondamentale in situazioni come queste. Allora dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del nostro ospite Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Paolo Menis, nostro ospite quest'oggi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Trieste, sta rispondendo alle vostre tante chiamate, anche alle mail, ne leggiamo qualcuna, prima le stavo un po' trascurando perché c'erano tanti telespettatori che telefonavano. Allora Renata scrive, chiedo scusa ma riguardo alla prenotazione per osteoporosi è necessario rivolgersi all'ambulatorio dedicato a queste cure che si trova a Cattinara, dice Renata, evidentemente insomma è l'esperienza per dircelo, per farsi inserire nel loro programma di visite a scadenza, fissano la visita già per la volta successiva a seconda della necessità, questo probabilmente esami compresi, dice, però probabilmente per una situazione magari... sì, non lo so nello specifico, però questa segnalazione mi fa collegare a interventi tema importante, cioè quello dell'informazione all'interno, cioè intorno agli interventi sanitari, no? Alle necessità di sanità. Molto spesso le informazioni corrette non ci sono. Non so se questo è il caso. Io ho sentito prima la telefonata della signora, mi sembrava una signora che ha affrontato con determinazione il problema, e quindi credo che anche le informazioni che le hanno dato o che lei ha trovato siano quelle corrette. Però un altro problema da risolvere è quello della comunicazione, perché molto spesso non si sa a chi rivolgersi. È chiaro che, come dicevo prima, la prima interfaccia è il medico di base, ma molto spesso anche i medici di base non hanno informazioni aggiornate su poi come indirizzare i propri pazienti. Quindi anche su questo bisognerebbe trovare, visto che ormai la tecnologia ci consente ormai a tutti di essere informati in tempo reale attraverso il nostro telefonino, dovremmo trovare delle situazioni per confrontarci e anche dare delle informazioni tra cittadini su questo tema. Allora Gianni, il nostro amico Gianni ci scrive dunque buona giornata a lei e all'ospite, auguro una giornata serena e se possibile felice, esteso a tutta la martoriata nostra città, dice Gianni, ormai prigioniera di personaggi che una legge ingiusta ci obbliga ad accogliere, bisogna cambiare la legge prima di sprofondare nel baratro e chi si comporta da bandito e da ladro e bandito venga trattato
trattato indipendentemente se minore o no, dice Gianni. Non è possibile avere uno stradario dove è possibile passare, dove è del tutto sconsigliabile farlo. Quando si prende una coltellata da un minore non è che la coltellata sia minore, è sempre una coltellata, fa questo ragionamento, no? Cambiamo registro, dice: ho appreso con vera gioia l'acquisto di un toto dei nostri migliori pittori del 800-900 donati alla città finché non vadano nelle collezioni private, escludendo così la possibilità a noi di poterli ammirare. Insomma, questo generosissimo gesto mi porta alla Trieste del passato, insomma, dice Gianni, è contento di questa notizia che abbiamo letto l'altro giorno sul giornale. Sono d'accordo, tra l'altro alcune azioni sono state anche individuate da qualche giorno fa in un'intervista al Piccolo dal procuratore De Nicolo, che diceva che effettivamente ci sono tanti decreti di espulsione, ma perché poi di fatto le espulsioni non avvengono perché mancano gli accordi di riammissione con gli altri paesi, e questo è un tema. E l'altro è quello che dicevo prima, la possibilità anche di espellere effettivamente i minori che si macchiano di reati gravi come quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi, e dall'altro però le amministrazioni locali devono investire di più per poter accogliere in modo dignitoso questi ragazzi, che molto spesso sono purtroppo abbandonati alle comunità, e anche le comunità per minori non hanno il supporto adeguato per poterli seguire e inserire in modo efficace. Quindi come dicevo all'inizio, io sono convinto che agire su questi due binari sia la soluzione migliore per vedere diminuire questi episodi e per consentire a tutti i cittadini di circolare tranquilli sul nostro territorio. Un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno, sono Gabriella da Camposacro. Buongiorno Gabriella. Dai discorsi che state facendo, noi abbiamo adesso appreso dal Piccolo che questa struttura dell'Hotel Lo Scout sarà messa di nuovo a regime per i migranti. Siamo profondamente dispiaciuti, impauriti e tutto quello che vuole, perché siamo 120 persone tra anziani, giovani, minori, normali cittadini, cui i propri diritti sono stati calpestati in pieno. Nessuno ci ascolta, né da una parte né dall'altra, e ci troveremo una popolazione pari alla nostra, con tutti i disagi che ne conseguono, soprattutto per il bus e la nostra sicurezza, perché queste persone sciamano ogni giorno anche nelle stradine private, te li trovi davanti ai cancelli. Quindi chi ci difende? Vi domandate poi perché la gente non vota più? Ecco, grazie. Volevo solo manifestare il nostro dispiacere e le nostre paure. Grazie. Grazie Gabriella, buona giornata. L'abbiamo letto oggi, ne parliamo da tanto tempo, insomma da un po' di tempo, sì, certo. Anche in relazione alla situazione del Silos, poi era stato trovato appunto questa parziale soluzione. Sì, io credo che su questo tema l'amministrazione di Piazza stia sbagliando profondamente. Noi l'abbiamo detto qualche settimana fa, per risolvere il degrado e la situazione critica che abbiamo visto in più situazioni al Silos, c'è la soluzione della struttura che è lì vicina. Qualche giorno fa c'è stato anche un sopralluogo da parte della commissione comunale, un centro dignitoso di accoglienza temporanea dovrebbe essere collocato lì. La struttura sarebbe quasi pronta e non bisognerebbe ricorrere appunto a soluzioni come quella parziali, poi tra l'altro di campo sacro, facendo in modo che queste persone poi si debbano spostare fra Camposacro e il centro di Trieste, perché molto spesso tutti i principali diciamo tra virgolette servizi, la questura e altre associazioni si trovano a Trieste, quindi io non capisco perché, cioè capisco, ho intuito che c'è la volontà politica, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia, di non trovare una soluzione, perché di fatto adesso non si tratta di scegliere fra accoglienza diffusa, fra accoglienza invece in strutture più concentrate sul territorio. Di fatto a Trieste
c'è una non accoglienza ancora più pericolosa, perché se non viene gestito il problema, come succede adesso, ci saranno concentrazioni di persone al silos che vivono in situazioni disperate e che prima o poi andranno, molto probabilmente alcune di queste andranno a delinquere o finiranno nelle mani della criminalità. Quindi questo secondo me è il tema, cioè che attualmente non c'è alcuna gestione del fenomeno e di fronte a questo fenomeno non possiamo far finta di nulla. Allora c'è ancora una telefonata, la sentiamo, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora Boccarella, sono sempre Angela, mi hanno stoppato e non sono riuscita a finire la mia segnalazione. La mia segnalazione finisce, ce n'è tanto da dire, ma è troppo lunga, dal CUP del Maggiore di Catinara, dalla maleducazione di cui una signora che conosco molto bene lavorava alle scarpe, in un negozio di scarpe. Pensi che preparazione hanno per parlare di sanità? Maleducata, arrogante, vestita di leopardo, sembrava che andasse a nozze, non so nozze di chi, non sottolineo più. Conosco un posto dove potrebbe andare, si chiama Cavana, io non lo frequento. Vabbè, della signora. Era arrabbiata per la signora Angela su questa segnalazione, insomma avevamo Ma se le persone, io dico solo, capisco l'arrabbiatura della signora, perché ovviamente se si è rivolta al CUP ha bisogno di prestazioni sanitarie, quindi non deve essere una situazione facile. Io però credo nelle persone, cioè una persona che viene formata per fare un determinato lavoro e se ha le capacità può farlo bene, anche se in passato faceva un lavoro completamente diverso. Probabilmente quello che manca è appunto la formazione di alcune persone, che poi non si può fare di tutta l'erba un fascio, in alcuni casi purtroppo, perché l'abbiamo vissuto tutti noi, no? Molto spesso ci ritroviamo di fronte a dei servizi pubblici, all'interfaccia del servizio pubblico che non è proprio il massimo del rispetto, il massimo della gentilezza, il massimo dell'educazione, ma queste cose si risolvono con la formazione di persone che anche possono aver fatto, come raccontava la signora, dei lavori completamente diversi nel passato. Vita, no? Quindi questo sottolineava insomma la signora Angela, mentre Claudio ci scrive, Claudio Visintin, che salutiamo, dice, salutiamo Claudio, che sono ahimè un frequentatore di corsie ed ospedale, concordo con la signora Silva di Monfalcone riguardo alla sanità privata, posso confermare quanto ha detto, aggiungo che seppur con le note criticità, tipo lunghe liste d'attesa eccetera, gli esami della sanità pubblica sono molto più accurati, approfonditi, tipo l'operazione alla cataratta, esami specifici, ma anche macchinari più aggiornati. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, dice. Buon lavoro, grazie Claudio che ci racconta. Salutiamo Claudio che ci segue sempre, a parte alcuni momenti che appunto lo vediamo in ritirata. In ritirata, è vero. Però è sempre molto disponibile e cordiale. Assolutamente. Allora, Renata invece ci scrive, per comprendere quanto sia difficile l'inserimento dei minori è necessario conoscere da quale realtà provengono. Nel loro paese d'origine molto probabilmente nemmeno esistono, non hanno famiglia, vivono già lì allo stato brado, è sufficiente farsi una vacanza in Tunisia ma non in un club mediterraneo, dice Renata, no? Per capire insomma da cosa scappano. Sicuramente scappano, vengono perché non è che stanno vivendo delle situazioni idilliache su questo, no? Tra povertà, guerre e poi ogni paese ha la propria storia e la propria cultura, quindi sicuramente bisogna anche investire, come dicevo prima, sull'intermediazione culturale, sulla formazione, su fare in modo che questi ragazzi crescano bene, però bisogna anche dare delle alternative, quindi scuola, istruzione, formazione, ma inserimento sociale. Credo che quest'ultima parte sia quella più difficile per quanto riguarda gli operatori di comunità.
Però c'è bisogno di risorse, c'è bisogno dell'attenzione da parte anche dell'amministrazione comunale, c'è bisogno di aumentare ancora di più l'efficienza e la rete delle varie associazioni che si occupano di questi temi. Ecco, di questo sono sicuramente consapevole. Prima non avevo, c'era il terzo punto che aveva citato la signora che aveva telefonato circa 20 minuti fa sul discorso della tutela degli animali. Abbandono e maltrattamento di animali, sì, è vero? No, sì. Io su questo volevo solo riagganciarmi perché una delle nostre candidate, tra l'altro lei è di stanza triestina, si chiama Martina Pluda, è una delle candidate alle elezioni europee e lei si occupa da molto tempo di tutela degli animali, di rispetto agli animali, e quindi su questo io spero che magari nelle prossime volte abbia la possibilità di presentarsi anche qui e di parlarne, perché è una ragazza molto competente, molto valida, parla fluentemente 4 lingue, quindi è una candidatura di spessore. Ecco. Di spessore per l'Europa. Fra poco invece avremo ospite in studio, ma forse probabilmente un pochino in ritardo, Alessandra Guerra, un'altra candidata di un altro schieramento politico che ci sta raggiungendo, però ha avuto dei problemi nel traffico, quindi dovremo aspettare un pochino. Invece per il gentilissimo Paolo Menis ci scrive Matteo, dice: la variante urbanistica numero 15 per la costruzione di un impianto sportivo in via Frausin, si tratta dell'ex Pavan, nel cuore di San Giacomo, prevede la realizzazione di parcheggi sotterranei al Pitteri all'interno del cortile della scuola d'Aosta. Mi pare evidente, dice Matteo, che la realizzazione del suddetto impianto sportivo sia un progetto incompatibile col territorio di San Giacomo. Lei cosa ne pensa? Ma sono assolutamente d'accordo, sia per come è nato, sia per il progetto stesso, che se da un lato si poteva discutere sulla ristrutturazione dell'edificio, di fatto è un progetto che nel suo complesso va a stravolgere l'aspetto di quel rione. Tra l'altro creando una struttura che di fatto non sarà a disposizione di tutta la comunità, ma di un'associazione sportiva, ovviamente benemerita associazione sportiva, ma credo che l'interesse pubblico andava perseguito in altra maniera. Lì la creazione poi tra l'altro di parcheggi sotto il ricreatorio credo che sia un po' una situazione un po' critica. Si poteva sicuramente fare meglio, e bene ha fatto il comitato che è sorto contro la realizzazione di quest'opera a denunciare tutti gli aspetti che sono diciamo critici, per non usare altri termini. Ecco. Un'altra telefonata, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, buongiorno al gentile ospite, alla redazione di Tele4 e a tutti quanti i telespettatori di Tele4. Io volevo porre 2 domande, anzi una considerazione e una domanda al gentile ospite. La prima considerazione è che la politica italiana, a me dà terribilmente fastidio, si nasconde dietro una grossa ipocrisia sul fatto che tutti questi disservizi che noi stiamo provando è perché la politica italiana sta portando pian pianino alla privatizzazione della sanità. E questa non è un'idea della politica italiana, che più o meno succube dei poteri forti sia i nostrani che quelli di Bruxelles, ma su indicazioni da parte di Bruxelles, della Comunità Europea, che vogliono la privatizzazione della sanità. A me dà fastidio perché nessuno, neanche Bruxelles, ha il coraggio di dire questo, ma bisogna andare a cercare i documenti
e lì c'è tutto quanto scritto. Questa capito, dice il signore che sarebbe dettato da Bruxelles, dall'Europa. No, grazie. Non è che lo dico Bucarella, è scritto, basta andare a perdere tempo e andare nei siti del governo di Bruxelles e leggere. Lì c'è scritto tutto, non è che un invento. L'indirizzo verso la sanità privata, a discapito di quella pubblica, sia proprio un dettato da Bruxelles. Esatto, seconda domanda che volevo fare, questa è una domanda e poi chiudo. Allora, diciamo gli extracomunitari che sono qua, diciamo, dalle nostre parti, c'è il problema che bisogna trattarli bene, no? La mia domanda è questa, che sorge un ragionevole dubbio, ma gli extracomunitari che sono qua accuditi da noi, loro rispettano diciamo, i tempi che noi dobbiamo subire per le prestazioni specialistiche oppure hanno una via privilegiata? È in grado di smentire questo concetto? Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Non ho capito benissimo, cioè se loro rispettano i tempi per quanto riguarda... Non credo che ci siano canali preferenziali, cioè per le prestazioni specialistiche, probabilmente per prestazioni sanitarie urgenti, credo che come tutti abbiano la necessità di ricevere prestazioni urgenti. Tra l'altro ci sono molte, se vogliamo vedere quello che succede in Piazza Libertà di fronte al Silos, le prime prestazioni vengono date da volontari, da medici volontari che sono presenti in Piazza Libertà. Ma sì, invece sul primo tema sicuramente c'è un indirizzo europeo, no? Sulla privatizzazione della sanità. Poi però spetta, come tutte le direttive e tutti gli indirizzi, spetta ai singoli stati decidere se applicare o meno queste direttive. Io credo che se gli anni 90 sono stati gli anni della privatizzazione di altri servizi come la fornitura d'acqua, di energia, di gas, servizi telefonici, laddove in alcuni casi probabilmente era necessaria, a mio avviso, una privatizzazione o comunque una competizione sulla fornitura di determinati servizi, per esempio la fornitura di servizi telefonici, ben venga la concorrenza del privato. Adesso stiamo assistendo, perché la sanità implica l'investimento di tantissime risorse, ma sono risorse necessarie, stiamo purtroppo assistendo a una sottaciuta privatizzazione della sanità. Su questo noi come Movimento 5 Stelle ci opporremo sempre, perché credo che la sanità è un diritto e deve essere mantenuta nell'ambito della sfera pubblica, e non si possa fare per tantissime prestazioni sanitarie di base, non si possa fare concorrenza e competizione nel sistema privato. Un'altra telefonata subito, sono tante questa mattina. Allora, pronto, buongiorno, chi è con noi? Sono io, sono Luisa. Buongiorno, ecco. Luisa. L'ascolti, mi devo ringraziare il comune di Duino. Sì. Perché sì, sono Luisa. Sì, sono Luisa. Buongiorno, ecco, buongiorno. Volevo ringraziare il comune di Duino. Va bene, signora Luisa, abbassi il volume della sua TV perché probabilmente sente il ritorno in ritardo. Sì. Ecco, devo ringraziare il comune di Duino, che giorni fa mi ha telefonato una signora del villaggio del pescatore che con mia suocera là da tanti anni che la è in cimitero, no? E che stacca le foto, qualcuno, non so cosa è successo. Allora mi volevo andare là, eccetera, però mi è venuta la telefonata di questa signora di nuovo che la foto si è messa su del comune, e così ancora che vado fino al villaggio del pescatore. Sono contenta e ringrazio tanto il comune di Duino che ha loro il cimitero là vicino. Ecco, questo volevo dire, grazie mille, ciao. Grazie Luisa, insomma anche a Duino
Sì, finalmente una buona notizia, insomma, è stato sistemato. I ringraziamenti al sindaco Gabras. Lo ringraziamo attraverso appunto la nostra trasmissione da parte di Luisa. Allora, un'altra mail ci scrive Paolo: i minori sono minori a loro dire, dato che non è verificabile in quanto sono tutti senza documenti. È vero, però, no? Molto spesso non è verificabile, sì, questo è vero. È un problema, sì. Allora, ancora posso dire, invece Sofia ci scrive, con la massima certezza l'ottimo funzionamento del call center regionale per le prenotazioni. Sanno dare tutte le informazioni su tutto il territorio Friuli Venezia Giulia per gli appuntamenti sia nel pubblico che nel privato, però dovrebbe essere comunque deputato all'appuntamento Sì, penso che pubblico, le persone che hanno segnalato prima parlavano del CUP e quindi di appuntamenti, cioè del fatto che sono andati di persona a richiedere al CUP, al CUP, non credo abbiano quello chiamato. Telefonico, quello telefonico Sofia, probabilmente è gestito, anzi da quello che so è gestito a livello regionale. Io qualche volta l'ho usato, mi sono trovato bene poi. Bene, è vero. Il problema Silos, ancora a Sofia, è controllato in modo assolutamente sicuro dal nostro questore di Trieste e tutte le forze dell'ordine. Mai permetterei di criticare come svolgono il loro lavoro, dice Sofia, che sostiene insomma il lavoro delle forze ma sicuramente dell'ordine. Nessuno critica il lavoro delle forze dell'ordine, che anzi sono sicuramente sottodimensionate per quello che c'è da fare nella nostra città. È chiaro che però la situazione del Silos è una situazione di degrado e come dire, una situazione che non consente alle persone che sono là di vivere in modo decente, e che alcune di queste inevitabilmente, ma come abbiamo visto, finiranno e finiscono nelle mani della criminalità, oppure compiono atti come quelli che abbiamo visto anche qualche settimana fa in via Trento, no? Atti delinquenziali, risse e cose di questo genere. Quindi non è che la polizia e le forze dell'ordine possono arrivare sempre in modo preventivo su tutte le situazioni. Quindi dare al posto del Silos un'accoglienza più dignitosa potrebbe, a mio avviso, anche diminuire questi episodi di violenza. Allora, grazie a Paolo Menis per essere stato con noi, torni presto a trovarci e anche magari sentiremo la vostra candidata appunto alle europee. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Allora, bentornati in diretta. Come vi dicevo prima, c'è qualche difficoltà nel traffico da parte della nostra prossima ospite, Alessandra Guerra, che è comunque in arrivo, sarebbe arrivata a Trieste, adesso la attendiamo qui nei nostri studi a breve, però c'è stato qualche problema. Mi segnalano anche un brutto incidente dalle parti proprio del casello dell'Isert in direzione Monfalcone, quindi proprio nei pressi dell'ingresso, diciamo così, in autostrada. Cerchiamo di informarci anche su questo. Ci sarebbe anche la presenza dell'elisoccorso, quindi altre persone ci hanno segnalato anche lunghe code per arrivare a Duino, appunto sul raccordo autostradale. Vi daremo aggiornamenti naturalmente appena li avremo. Torniamo in qualche modo a leggere anche le vostre mail. Dunque c'è anche la consueta vignetta di Marco Englaro, possiamo farla vedere, eccola qui. Si riferisce agli episodi di violenza e alla scarsa sensazione di sicurezza in città in questo periodo. Ci sono delle persone al mare che leggono il giornale: mi giro sempre col spray al peperoncino, mi col spray de aio, se trovè un'altra col spray con l'olio, se fatta. Insomma, è spirito
dignitoso, cerca di sorridere su un fenomeno che però preoccupa tante persone. Quindi questa è la vignetta quotidiana. Ringraziamo Marco Englaro. Torniamo per un po' a leggere i giornali. Abbiamo sentito anche la telefonata da parte della signora di Camposacro, la signora Gabriella, se non ricordo male, e c'è oggi la notizia in primo piano sulla cronaca di Trieste del Piccolo della decisione, la delibera della giunta comunale, i migranti del Silos a Camposacro, all'ex ostello, un centinaio di posti. L'area affidata alla prefettura per i lavori di adeguamento sarà una struttura di prima accoglienza. La delibera è stata approvata appena dopo pranzo all'unanimità. Il terreno sarà concesso alla prefettura il 1° di luglio e di lì si darà avvio ai lavori per la realizzazione di una recinzione di sicurezza e il rifacimento della fossa fognaria. I servizi igienico-sanitari andranno quindi potenziati, l'intero sito ripensato, riorganizzato di modo da accogliere moduli abitativi, letti e brandine fino a un centinaio. A questo punto, dice il sindaco Roberto Di Piazza, l'indecorosa situazione del Silos spero sarà risolta, perché i migranti attualmente lasciati tra topi e immondizia saranno infine spostati a Camposacro sul Carso. L'ex ostello Scout non sarà un hotspot né un dormitorio hub, ma una struttura ad alta rotazione, scrive il Piccolo, in cui i richiedenti asilo potranno dimorare in condizioni più dignitose in attesa di essere trasferiti in altre città. Poi il fatiscente capannone dietro la stazione verrà sgomberato, i suoi ingressi sigillati, la struttura venduta. In queste settimane, fa sapere il Comune, c'è stata un'accelerazione nelle trattative e alla proprietà, la Coop Alleanza 3.0, sono pervenute 2 offerte concrete da privati. Questione di poco, dice ancora Di Piazza, anche se il termine di giugno che aveva annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi evidentemente non potrà essere rispettato, auspicabilmente entro l'estate, precisa l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Il prima possibile, settimane o mesi, dunque la situazione del Silos spero sarà risolta. Questa è la situazione prospettata, una destinazione non troppo diversa dall'attuale, perché già durante la pandemia il sito era stato utilizzato per l'isolamento fiduciario dei migranti che terminavano la rotta balcanica Trieste, e da allora Caritas e ICS attraverso il bando prefettizio offrono accoglienza a 25 richiedenti asilo. C'è anche l'articolo riguardante di spalla qui, riguardante i timori dei residenti. Ne abbiamo sentita una al telefono poco fa. Impossibile ospitarli tutti, ci sentiamo poco sicuri, ma non è solo una questione di sicurezza. Ci raccontava Gabriella anche il problema degli autobus, insomma varie problematiche che andranno sicuramente risolte. Torniamo alla notizia e alla piazza Perugino, dalla quale ha fatto il primo collegamento il nostro Gianluca Paladin. Pugno in faccia a una ragazza e poi le altre rapine in centro. La banda armata di martello e spray urticante aveva colpito una donna di 26 anni nel tentativo di rubarle la borsetta in via Conti prima di spostarsi poi verso le rive. Allora c'è una telefonata in arrivo, poi rivedremo insieme questo servizio di Gianluca Paladin da piazza Perugino. Allora, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Paolo di Muggia. Paolo da Muggia, buongiorno. Buongiorno, volevo dirle una cosa, che Prego. tutto questo porcile che c'è qui a Trieste, né a Capodistria né a Lubiana, non c'è, non esiste. C'è molta gioventù, si tanta in giro, c'è una movida non indifferente, ma tutto quello che c'è qui a Trieste è impossibile vederlo. Non lo riscontra, insomma, oltre confine? No, ecco. no. Va bene. E addirittura gente di una certa età, 14-15 anni, che stanno fuori anche loro, che si divertono, ma con giusta causa, non fare questo desio che c'è qui. Qui a Trieste è un paese che accoglie e però non fa risultato. E probabilmente è una colpa anche della sinistra, che ha accolto tanta gente e che negli anni, e che solamente solo per prendere i voti a questo punto qui.
non ci sono le soluzioni. Dopo 8 anni hanno riscontrano dei voti questi qua. Capito Paolo, grazie della segnalazione, della sua opinione insomma, sulla situazione da noi e nella vicina Slovenia. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin dalla zona proprio di Piazza Perugino. È stata fermata la cosiddetta banda del martello, insomma le persone che terrorizzavano a Trieste con queste rapine e con vari strumenti. Rivediamo insieme il servizio. Commettevano rapine minacciando le vittime con spray al peperoncino, un coltello a scatto e un martello da cantiere di 30 cm. Nella notte del 4 maggio scorso avevano messo a segno ben 3 rapine in 3 luoghi diversi, prima in via Conti, poi sulle Rive e in piazza Ortis. Nella stessa notte la Polizia di Stato è riuscita ad arrestare l'autore materiale delle rapine, un tunisino di 19 anni intercettato in via del Ponte, e individuare il suo complice, un kosovaro minorenne. Un caso di cronaca che Tele4 ha già raccontato nel telegiornale del 6 maggio scorso, ma nelle ultime ore la questura ha reso noti ulteriori dettagli di quegli episodi. Si tratta degli stranieri che avevano seminato il panico nella notte del 4 maggio sulle rive tra Piazza Unità e Piazza Ortis, aggredendo 2 vittime con spray al peperoncino e minacciandole con coltello e martello. Ma proprio i malcapitati che avevano subito la rapina, subito dopo si sono messi all'inseguimento dei 2 stranieri, mentre al telefono comunicavano gli spostamenti alla polizia affinché li raggiungesse. E infatti il giovane tunisino è stato intercettato in via del Ponte. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso martello, coltello e spray urticante, oltre a centinaia di euro in banconote appena rubate alle vittime. I poliziotti, che nel frattempo avevano individuato anche il complice minorenne, durante il controllo hanno appurato come il tunisino fosse l'autore anche della rapina andata in scena poche ore prima in via Conti, quella che si affaccia su Piazza Perugino. In quel frangente il giovane aveva colpito con un pugno una ragazza che si era rifiutata di consegnare la borsetta. Proprio in quella piazza, infatti, si erano concentrate le ricerche delle forze dell'ordine per recuperare droga e armi improprie nascoste fra le siepi. Era lì che il tunisino nascondeva il martello e lo recuperava prima di mettere a segno i propri colpi. Il 19enne è stato arrestato e si trova in carcere al Coroneo, mentre il complice minorenne è stato affidato a un tutore del comune di Trieste. Allora ci aggiornano su un incidente che si sarebbe verificato dalle parti di Duino, quindi però sul raccordo autostradale, così sembra, c'è molto traffico, ci sono ancora molte code, non sono ancora smaltite e ci avvisano che l'elisoccorso sarebbe partito proprio pochi minuti fa dalla zona di Duino, dalla zona dell'incidente in direzione di Cattinara. Ci stanno informando alcuni nostri telespettatori che sono in viaggio proprio in direzione Monfalcone, che si sono trovati in questo groviglio di traffico, quindi vi daremo ancora aggiornamenti su questo incidente per capire l'entità insomma del sinistro e se ci sono feriti, però l'elisoccorso appunto è ripartito, questa è la notizia, da Duino in direzione di Cattinara. Vedremo cosa è successo effettivamente. Allora ci sono altre mail, vado a leggerle. Sciopero dei taxi oggi, buongiorno, volevo avvisare che oggi c'è lo sciopero dei taxi ma non ho visto alcun annuncio preventivo. È vero, c'è lo sciopero dei taxi, l'abbiamo anche letto prima sul giornale, ora non ricordo esattamente quale, però abbiamo letto proprio di questa notizia. Oggi c'è lo sciopero proprio per tutta la giornata dei taxi che protestano per varie problematiche che riguardano la categoria, in particolare anche contro la modalità Uber, diciamo così. Questa non è sicuramente una novità. Allora ritroveremo poi magari il servizio, l'articolo sul giornale, ma andiamo ancora a leggere appunto il quotidiano nelle pagine della cronaca di Trieste. Allora, diciamo che abbiamo parlato della questione della Piazza Perugino, poi ci siamo occupati anche di Piazza Goldoni, ma anche dell'arresto di 2 passer trovati in auto a Trebicciano e Padriciano dalla polizia locale con 9 migranti. Sono stati arrestati 2 passer, entrambi di origine ucraina. L'intervento è stato condotto dal nucleo di polizia
polizia giudiziaria della polizia locale. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, attendiamo a minuti, speriamo, insomma, la nostra prossima ospite. Si tratta di Alessandra Guerra, che è candidata per Pace, Terra e Dignità alle prossime elezioni europee. Sta arrivando nei nostri studi qui a Trieste dopo una disavventura appunto bloccata nel traffico in arrivo in città. Allora, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, abbiamo subito una telefonata in attesa. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Anna. Anna, buongiorno. Vorrei esprimere la mia perplessità per un progetto che avevo sentito ventilare tempo fa, di aprire campi profughi in Albania finanziati dall'Italia. Per me questa è l'idiozia più grande che abbia sentito, perché sono sicura che questi eventuali ipotetici profughi nel giro di un mese ce li ritroviamo a casa, perché gente che ha attraversato il Sahara e il Mediterraneo non ha nessuna difficoltà a attraversare il canale d'Otranto, e non dimentichiamo che i primi scafisti erano albanesi circa 30 anni fa. Poi oltretutto la rotta balcanica per gente che viene da Bangladesh a Afghanistan, Pakistan, dall'Albania arrivare attraverso l'ex Jugoslavia ai nostri confini è come per noi andare da Barcola a Miramare. Capito. Quindi quei fondi andrebbero piuttosto investiti in strutture più umane e soprattutto aumento del personale di sorveglianza. Grazie, buona Capito giornata. signora, grazie Anna della sua segnalazione, insomma perplessa per questo annuncio che è stato fatto anche a livello del nostro governo di istituire dei campi profughi in Albania per risolvere in qualche modo la questione dei migranti, e ci ha spiegato la signora Anna per quali motivi è contraria. Allora, nel frattempo abbiamo dato il tempo alla nostra ospite di arrivare finalmente nei nostri studi. Allora, buongiorno ad Alessandra Guerra, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Buongiorno, è stato un viaggio un po' avventuroso oggi, pazzesco, no? È stato, veramente. Ecco, ci ha segnalato anche lei stessa poi anche l'incidente di cui abbiamo parlato, un brutto incidente con l'elisoccorso che adesso si sta dirigendo verso Cattinara, era partito poco tempo fa, ce l'avevano segnalato anche i nostri telespettatori che si stavano dirigendo per lavoro a Monfalcone. Allora, Alessandra Guerra, Pace, Terra, Dignità, questa è la formazione politica che mira appunto alle elezioni europee. Lei è la candidata per quanto riguarda il nord-est d'Italia. Allora, ci racconti un po' come è approdata a questa formazione di Michele Santoro e come si pone appunto nella competizione politica in vista delle europee. Volentieri. Beh, io ci sono arrivata per una telefonata di Michele Santoro dopo tanti anni. Nel 2008 ho smesso di fare politica, al culmine forse della notorietà, e con una porta aperta per il governo nazionale. Perché ho smesso? Perché per il motivo per cui ho ripreso adesso, nel senso che non ero più d'accordo con un certo modo di portare avanti la politica che al tempo la Lega, che era ancora la Lega Nord, aveva scelto, cioè aveva scelto di collocarsi definitivamente a destra con un livello molto alto di conflittualità con la società nella quale siamo immersi e soprattutto con un livello di demagogia molto alto, di populismo molto alto, che andava e va a cozzare con quella che è la mia formazione, il mio luogo d'origine e il mio modo di portare avanti le cose, che è concreto, anche passionale, ma assolutamente moderato.
Ecco, ricordiamo, l'ha ricordato lei stessa, insomma, la sua esperienza politica da giovanissima, fu appunto nella Lega Nord di Bossi, poi anche proprio presidente della nostra regione Friuli Venezia Giulia, e quindi poi invece dopo le elezioni perse contro Riccardo Illy, no? Lo ricordiamo, l'addio alla Lega e poi tutto il percorso politico. Quali sono i temi su cui è stata stimolata proprio a riprendere in mano, insomma, stanno nell'intitolazione del movimento di Michele Santoro, pace, perché la diplomazia è la grande via dell'Occidente e dell'Occidente cristiano, l'orizzonte filosofico all'interno del quale si muove l'Europa intera. Per chi crede e per chi non crede, quelle sono le nostre origini. Terra, e col termine terra c'è tutto, c'è l'identità, l'appartenenza, il suolo nel senso proprio materiale del termine, con tutte quelle che sono le politiche di sicurezza che vanno dal cibo alla filiera alimentare, al lavoro, alla capacità di poter stare su questo pianeta senza rinunciare al progresso, ma guardando al futuro in maniera tale da non morire di progresso. E quindi anche dignità, no? E la dignità è questo, è riuscire ad alzare la testa non come umanoidi, come stiamo diventando, dipendenti dalla tecnologia e dai tecnocrati, ma come esseri umani, e quindi riprendendo la bellezza dell'umanità, che vuol dire tutto, vuol dire i profumi e i sapori nel cibo, vuol dire la capacità di saper leggere un buon libro ancora toccando la carta e sentendo il profumo della carta e dei giornali, la capacità di sapersi guardare un bel film, non come fanno i ragazzi oggi, in particolare mia figlia più giovane, sul telefonino, ma magari sul grande schermo, la capacità di non parlare sempre attraverso i messaggini di WhatsApp, ma di riprendere il dialogo, cioè e la capacità di poter tornare a lavorare in posti di lavoro in cui c'è di nuovo il confronto e il saper stare insieme, fare squadra. Oggi spesso tendiamo, soprattutto dopo il Covid, a trovare scorciatoie. È più comodo lavorare tante volte a casa in smart working e magari in teleconferenza, perfino facendo lezioni universitarie. Stiamo perdendo l'uomo, no? Nel senso vitruviano del termine. Chiarissimo. Ecco. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo, sentiamola insieme. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, io mi chiamo Franco, la chiamo da Monfalcone. Franco, buongiorno. Avrei voluto fare una domanda all'onorevole, come si chiama, Guerra, e appunto verso che tipo di elettorato lei si proponeva, però lei ha già spiegato tutto quello che le avrei chiesto e quindi diventa inutile. Però io sono dell'idea che mentre prima si rivolgeva al popolo della Lega e prometteva delle cose, adesso lei ha cambiato bandiera e si rivolge a un'altra tipologia di persone. Io sarei curioso di vedere quanti voti prenderà, visto il voltafaccia dei politici. Niente di personale. Ecco, è articolata, no? E se ne parla spesso sulla coerenza del percorso politico, sulle persone che magari vengono elette con un partito e poi cambiano. Non è il mio caso. Non è il suo caso. E per questo grazie. È un dibattito frequente, insomma. No? Io invito a leggere la mia pagina su Wikipedia per capire che cosa mi è successo e perché ho mollato. Il voltafaccia è di chi rimane all'interno dell'agone politico, occupando una poltrona e un posto e passando da un partito all'altro. Quello è il voltafaccia. Il mio non è stato un voltafaccia. Il movimento di Michele Santoro si pone come movimento, questa è dottrina delle scienze politiche, cioè non è né di destra né di sinistra, ovviamente è collocato per temi verso una sensibilità di centro-sinistra, ma la Lega in cui io ho militato e di cui io sono stata degna presidente
era una Lega che strizzava l'occhio a sinistra e non era né di destra né di sinistra. Io sono uscita quando la Lega Nord è diventata Lega Salvini ed è diventata un partito, non più un movimento di destra. E questa è semplicemente chiarezza intellettuale, prima ancora che personale. Io ho rinunciato a una carriera folgorante, ero nella lista di chi poteva andare al governo e non l'ho fatto. Quindi insomma questa è la coerenza, no? Allora facciamo un breve aggiornamento sull'incidente, il tratto tra Sistiana e Monfalcone ci conferma, qui siamo sul sito del Goriziano, tra Sistiana e Monfalcone Est, quello, no? Il tratto interessato da questo brutto incidente, sì, in direzione appunto Monfalcone, è ancora bloccato, è ancora tutto bloccato il traffico, disagi anche in direzione di Trieste, ne sa qualcosa appunto anche la nostra ospite. Oggi davvero un caos sulle strade, probabilmente dovuto alla pioggia, non lo sappiamo. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20, un macello insomma, quindi questo è l'aggiornamento e abbiamo già detto che il soccorso è arrivato sul posto e poi è ripartito in direzione dell'ospedale di Cattinara a Trieste, quindi speriamo davvero che non ci siano feriti gravi. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, signora Laura. Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere una roba. Lei prima ha detto che dall'Albania vengono attraverso i Balcani e vengono i migranti. Ma l'Albania non fa parte dell'Europa anche loro? Ma no, la signora che ha telefonato prima, in realtà la signora Anna, esprimeva perplessità per quanto riguarda i campi profughi in Albania. Era questo, non ho parlato in altre situazioni di Albania. Giorgia Meloni, che manda i migranti dall'Italia in Albania. I giudici gli fanno l'accertamento se ha diritto o non ha diritto. Poi non ha diritto e li porta di noi in Italia con la barca, con la nave, non so come. Ho capito, fare, insomma, anche lei non è d'accordo con la gestione dei migranti? Signora... Quando viene questa gente? Non si sente benissimo, mi dispiace. Un CPR là in Albania e poi, diciamo così, spendere soldi che noi non abbiamo. Ma cosa sta facendo questa Giorgetta Meloni? Se ne vada a casa, cioè non è compito suo. Non è d'accordo, insomma abbiamo capito. Non è d'accordo assolutamente, non è che non sono d'accordo. Non è possibile. Non è fattibile. Perché noi dovremmo portare i giudici nostri là per decidere se hanno o no diritto. Poi se non ha diritto li riporta di noi in Italia. Cosa facciamo? Ho capito. Stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando veramente? Non va giù al signore che ha telefonato adesso, non va giù neanche ad Anna che aveva telefonato prima del suo arrivo, il tema migranti e gestione, no? Delle migrazioni. Cosa è cosa uno ne dei pensa? grandi temi per cui io mi sono ritirata, Ecco. perché un conto è affrontare con serenità e soprattutto con capacità di grande politica e di traduzione in atti amministrativi, la questione delle grandi migrazioni a cui l'Europa è volente o nolente sottoposta indipendentemente da chi governa. Un conto è cavalcare questo tema, ormai la Lega Nord prima e la Lega di Salvini adesso insieme al centrodestra escono e entrano da governi di maggioranza da quasi 30 anni. Eppure, se noi andiamo a guardare ancora una volta il metodo scientifico, i dati e le statistiche, non è cambiato niente, anzi è peggiorata la situazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che forse la Lega iniziale, quella in cui stavo io che strizzava l'occhio a sinistra con Roberto Maroni e tanti altri, aveva un'idea, un progetto che ha abbandonato, che era quello dell'accordo di cooperazione internazionale con gli stati che inevitabilmente non riescono a bloccare le grandi migrazioni attraverso la possibilità, con progetti di cooperazione ai quali ho
tentato di lavorare anch'io attraverso l'Università di Udine in Nord Africa, quando ho smesso il mio periodo politico, all'interno di quei progetti cercare di elevare il livello di istruzione e la capacità di creare lavoro nei luoghi d'origine. Per esempio c'è un bellissimo progetto che si è fermato col caso Regeni, che avevo seguito anch'io, sullo sviluppo delle PMI, delle piccole e medie imprese sul delta del Nilo. E questo vale per il Marocco, per l'Algeria, per la Tunisia, cioè questo è fare Europa, non gridare contro chi arriva e poi non essere capaci di fermarlo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo ancora subito dopo in compagnia di Alessandra Guerra, fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Alessandra Guerra, candidata alle europee per la circoscrizione del Nord-Est per Pace, Terra, Dignità. Questa formazione creata da Michele Santoro ci ha spiegato insomma quali sono i temi forti che l'hanno convinta a ritornare in politica e impegnarsi in questa competizione elettorale per l'Europa. C'è già una telefonata, poi parliamo ancora di Europa. Una cosina veloce. Sì. A proposito di Volta Gabbana, sì, soltanto una che crede veramente nella politica si candida in una forza quando rientra dentro, che probabilmente non ha possibilità in questa tornata di sfondare il 4%. Quindi non si chiama Volta Gabbana, si chiama credere fortemente in determinati valori senza avere un interesse personale. Ha fatto bene a chiarirlo. Allora, c'è la telefonata, poi dicevo parleremo ancora di Europa con le mail, perché ci scrivono i nostri telespettatori, in particolare una mail carina da parte di Renata, poi la leggiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, a lei e la sua ospite sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Ecco, allora mi fa piacere che ha parlato di valori la signora Guerra che è lì in studio, perché uno dei valori non solamente della politica ma del vivere in società è proprio quello dell'onestà. Purtroppo a volte si può scendere a dei compromessi, ma l'onestà deve sempre venire a galla. Allora, qua nel territorio libero di Trieste, libero dal 15 settembre del 1947, prima ancora della nascita della Repubblica Italiana, e dal 1954 con l'amministrazione civile provvisoria del governo italiano che noi siamo taglieggiati e vengono negati tutti i nostri diritti. Se questi sono i valori, auguri. E dopo un'altra cosa, già che parliamo d'Europa, e la signora Guerra conoscerà perfettamente gli allegati del trattato di pace. Certo. Noi per allegato, all'allegato sesto, l'articolo 24,4 se non erro, noi per trattato di pace non possiamo prendere accordi in esclusiva con nessuno. Quindi vediamo l'onestà anche della signora Guerra nei nostri confronti. È mai possibile che uno Stato taglieggi una parte d'Europa? Noi siamo uno piccolissimo Stato dell'Europa. È d'accordo con lei, Fulvio. Fisica, come va bene. Liechtenstein, come il Principato di Monaco, come il Principato di Andorra. Chiarissimo. Grazie Fulvio, allora è d'accordo con... Io sono entusiasta di questa domanda, ecco. Perché è la mia storia. Mio papà fu tra i fondatori del Movimento Friuli, il movimento autonomista che insieme agli autonomisti triestini ha cercato di portare avanti dopo tutto quello che è accaduto in Costituente e la costituzione di una regione a statuto speciale per questi motivi che partono dal memorandum di Londra. Ha cercato di portare avanti con forza l'identità, la specialità e le diversità in questa regione. Questa è la mia storia e questa è la mia passione vera, è una passione di filosofia della politica. Il problema è con chi la portiamo avanti.
perché io sono nata in una lega in cui si parlava di Europa dei popoli e delle nazioni, non degli stati sovrani che decidono di mandare le armi in Ucraina, piuttosto che prendere una posizione diplomatica e creare un tavolo internazionale per risolvere il quesito enorme. Stiamo con gli uni o con gli altri. E parla ancora la forza politica a cui ho aderito adesso, non di stati ma di nazioni, di identità, di lingue, di memorandum di Londra, di appartenenza e di diritti civili. Il memorandum di Londra afferma, e nessuno è mai riuscito, tranne gli autonomisti triestini che so essere ancora impegnati, ad affermare fino in fondo quella che è la possibilità ancora recondita all'interno di quel memorandum di creare un porto franco a Trieste. È vero che l'Unione Europea non lo vuole, ma è altrettanto vero che alcune grandi città anseatiche sono riuscite a fare le furbe da questo punto di vista. Dipende dalla politica, dalla grande politica, quella con la P maiuscola, non quella dei tecnocrati e dei burocrati che misurano i centimetri del cetriolo o delle zucchine. Però bisogna avere cuore, come diceva il grande Umberto Bossi, coraggio e quindi polmoni, respiro e anche intelligenza politica. E questo è quello che ci vuole, secondo appunto Alessandra Guerra. Allora noi adesso andiamo allo stadio Nereo Rocco con il nostro Gianluca Paladin, che vedo ancora sotto l'ombrello, quindi presumo stia ancora piovendo parecchio. Nonostante questo credo siano iniziati dei lavori allo stadio Rocco. Allora nuovamente buongiorno Gianluca, a te la linea. Lavori in corso allo Stadio Rocco sul manto erboso, come vedete, operai col caschetto giallo all'opera, ormai che si è chiusa anche l'avventura della Triestina che purtroppo, pur con una stagione positiva, come sottolineato anche nei nostri servizi, però si è chiuso il sogno, si è chiusa l'avventura e quindi adesso parte una nuova fase, allestimento del campo per i grandi concerti, i concerti di Max Pezzali e Ultimo, come sappiamo, alle porte di questa estate, e quindi un lavoro per predisporre l'area ad ospitare questi grandi eventi. Ricordiamo tutti ovviamente la storia che ci ha accompagnato dall'estate scorsa ad oggi, tutti i lavori che sono stati fatti sul terreno dello Stadio Rocco, rifatto praticamente da zero, da nuovo, proprio per evitare che anche il maltempo, che comunque l'usura del campo possa pregiudicare ulteriori eventi come appunto partite di calcio oppure gli stessi concerti. Le polemiche non sono mancate in questo ultimo anno, le conosciamo tutti molto bene, ovviamente si incrociano le dita perché si spera che col campo nuovo problemi così di tenuta del manto erboso non sorgano più, motivo per cui adesso è partita questa fase del dopo playoff, quindi la preparazione del campo per i concerti. Vedete che adesso non pretenderete che a livello tecnico ora vi spieghi nel dettaglio, chiaramente ascoltate i servizi di Tele4 nelle prossime ore perché raccoglieremo tutti i dati per dare un'informazione più precisa al dettaglio. Intanto vi mostriamo quello che sta succedendo con gli operai che hanno coperto parte del campo e ci sono delle attrezzature che vengono predisposte a bordo campo perimetrando appunto l'area dei pannelli, come vedete, e quindi gli operai dovranno preparare ovviamente tutto per questi concerti. Adesso parliamo ovviamente di quelli di Max Pezzali e Ultimo. Sapete che insomma lo Stadio Rocco non è nuovo a esperienze del genere, anzi la polemica partì proprio dopo i concerti dell'anno scorso che lasciarono il campo come ben conosciamo. Attraverso i servizi di Tele4 di oggi gli aggiornamenti su questa nuova fase operativa per preparare lo Stadio Rocco a quello che verrà fra pochissimo in questa estate. Ovviamente seguiteci per i dettagli più precisi attraverso il TG delle 13:20, ma soprattutto delle 19:30. Vi restituisco la linea a voi.
Grazie Gianluca. Diceva Alessandra Guerra, si arriva all'estate, perché la giornata di oggi non è proprio delle migliori, anche per la partenza dei lavori, però abbiamo visto la gente al lavoro, quindi sono effettivamente partite queste operazioni. Bello questo programma triestino, sì, le molto. piace, ultimo caspita e Max Spezzali, chi se lo dimentica? Chi se lo dimentica, saremo tutti a vederlo allora, e anche lei tra i fan dei Max Spezzali. Sì, da quando era negli 883. Negli 883, insomma, quindi non mancherà al concerto triestino, immagino. Infatti. Ecco. Allora, diversità europee, ci scrive Renata, l'Europa come può essere una grande famiglia felice? Già qui in Italia tra nord e sud ci sono incomprensioni, come possiamo andare d'accordo o avere gli stessi punti di vista con ad esempio Svezia e Finlandia? Sono un altro pianeta, basti pensare, dice Renata simpaticamente, che abbiamo dovuto aspettare il signor Ikea per avere il seggiolino per bebè nei bagni delle signore e l'asciugamano che si può appendere, quindi questo ci dice Renata. È molto bella come parametrazione, come stimolo al dialogo, perché proprio è questo il punto. Le politiche europee, al di là dei grandi burocrati e delle follie di Macron e di altri leader in questo momento, sono nate per 3 motivi. I primi sono umanistici o filosofici addirittura, cioè creare un'Europa con un orizzonte filosofico cristiano di appartenenza che parla di uguaglianza e di diversità allo stesso tempo, l'Europa dei popoli, delle nazioni, un po' Trieste lo sente ancora molto, e tutta la Venezia Giulia, l'impero austro-ungarico sostanzialmente, dove tante convivenze riuscivano a stare sotto lo stesso ombrello o lo stesso tetto. Il secondo motivo è un motivo economico. La CE e la CE inizialmente, prima dell'UE, sono nate per abbattere le barriere sia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico che lo scambio di merci tra gli Stati membri, e per creare, il terzo motivo, una grande moneta, l'euro, che riesce a stare al passo del dollaro e delle grandi monete internazionali che stanno pompando anche a suon di titoli gonfiati, a differenza della nostra che è ancora un'economia solida, quella della Ruhr e della pianura padana, stanno pompando su economie virtuali. Quindi l'Europa è una grande opportunità sia culturale, sia filosofica, pensiamo soltanto a quello e anche alle grandi tradizioni triestine che vanno dal teatro ai caffè letterari, ai grandissimi giornalisti di questa terra e anche ai grandi scrittori, da Susanna Tamaro a Svevo, a inutile che citiamo, alla pagina straordinaria della psicanalisi, Freud, Jung, Rilke, cioè questa è l'Europa. Se noi pensiamo a questo orizzonte cristiano e non cattolico, perché è un orizzonte eminentemente filosofico e di grande capacità di dialogo tra Stati e nazioni, che è passata attraverso 2 conflitti mondiali, ha capito con le pagine orrende che abbiamo vissuto senza rifiutarle e inventandosi la giornata della memoria, grandi film, grandi scrittori e grandi giornalisti, che non possiamo tornare indietro. Dobbiamo aprire il dialogo per la pace e non portare le armi e furbescamente confiscare i fondi russi nelle banche internazionali europee e furbescamente prendere gli utili e pagare le armi all'Ucraina. Questo nessuno lo dice, c'è un'omertà totale, ma questa non è politica, questo è altro. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Ho piacere di conoscere la signora Guerra perché non la conoscevo. Io volevo semplicemente chiedere 2 cose che per me gradirei capirle. Prego. Noi abbiamo un governo che comunque non mi rappresenta. Quello che mi stupisce è che che comunque, anche se non sono d'accordo con la Costituzione, perché se non ci fosse questa Costituzione e per gli errori che sono stati fatti non fossero dove sono, hanno comunque giurato su questa Costituzione e adesso hanno tanta fretta di cambiarla.
cambiarla in peggio, che poi è stata scritta con tanto sangue. Dunque, che belle domande, che belle. E poi un'altra cosa, non riesco a capire una donna che comunque parla di famiglia e critica le famiglie, però bisogna anche capire i meccanismi delle famiglie, bisogna capire quando uno ha bisogno, e ci sono anche delle istituzioni che continuano a far violenza quando una donna chiede la separazione. E non è cambiato niente in 30 anni da quando l'ho chiesta io, perché comunque io ho subito, sia io che mia figlia, violenza istituzionale, perché comunque tu sei una donna e sei meno di un uomo. E così continuiamo, perché basta vedere i femminicidi. Grande domande, signora Bella, grazie. E poi un'altra cosa, mi meraviglio della nostra Presidente del Consiglio, che comunque, non lo so, si accompagni a chi si è permesso di dire di togliere le ovaie a una donna che chiede di fare l'aborto. Questa è una cosa che gli uomini devono solo stare zitti. Ed è una conquista che è stata combattuta, perché io ho combattuto per queste conquiste, perché le donne morivano in quei momenti, perché facevano gli aborti clandestini. E loro si sono permessi anche di fare tutto quello che hanno fatto? Cioè, com'è possibile questa cosa? Capito signora, beh, sono giornata. temi importanti quelli che ci propone, no? Su cui riflettere. Grazie. Grazie mille. Allora, cosa possiamo Parto dire? dalla Costituzione veloce, poi vado sulle donne, perché è un tema che io non sento tanto, di più. Immaginiamo. Ho anche 2 figlie femmine e ho affrontato questo grande tema nella mia vita prima che in politica. Allora, la Costituzione l'hanno fatta i padri fondatori, che come i padri fondatori d'Europa erano statisti. Oggi la politica non ha più statisti. No, cos'è uno statista? È una persona che in politica, indipendentemente dal grado di istruzione che ha raggiunto, grazie ai partiti da cui proviene, indifferentemente dall'area, una maturazione civica, civile, filosofica e politica straordinaria. E quindi è in grado, questa si chiama democrazia, di rappresentare il popolo sovrano. Non di fare un sondaggio, di andare al popolo attraverso la pancia e le incazzature del popolo e di abbassare sempre di più il livello della progettazione in politica e poi anche della realizzazione. Stanno distruggendo, sì, la nostra Costituzione. E io sono non preoccupata, preoccupatissima. A mio avviso siamo in una fase di latenza post-democratica che potrebbe scaturire in una pagina di pre-fascismo. Siamo in Europa, non accadrà mai, soprattutto perché la gente come lei, signora Bella, si è accorta di questo e siamo in tanti che ce ne stiamo accorgendo. Non si può cambiare la Costituzione a colpi di Parlamento. Ci sono degli strumenti base per cambiare la Costituzione che sono via via a discendere la grande Assemblea Costituente, che è quella che è stata indetta dopo il referendum sulla Repubblica per costruire la Costituzione italiana, che nonostante i partiti di oggi è una Costituzione che per fortuna ci tutela ancora, e poi ci sono le commissioni bicamerali. Ma non si può pensare, un passaggio costituzionale richiede doppia lettura alla Camera e al Senato. Sono cose tecniche, ma stanno cercando di ovviare anche a questo. Se si cambia la Costituzione e si passa al premierato, bisogna creare il Senato delle Regioni, perché altrimenti abbiamo il potere unico verticalizzato. E mi fermo qui. La seconda cosa è sulle donne. Caspita, non dimentichiamo mai che fino agli anni 50 neanche votavamo. Oggi c'è una sola cosa che mi fa contenta di una Presidente del Consiglio donna, che insieme anche a me, che ho iniziato quel percorso 30 anni fa ed ero stata la prima Presidente di Regione donna, ha quasi concluso un percorso senza rendersene conto, cioè ha rotto il soffitto di cristallo. C'è una reale parità, viene trattata come un uomo. Se però questa donna che viene trattata con parità e con rispetto dalla parte maschile non si guarda indietro e non guarda che cosa stiamo ancora cercando di risolvere. Io penso che molti di voi abbiano visto il recentissimo film di Paola Cortellesi. Certo, e ha avuto grande successo. No? Ecco, in bianco e nero non a caso. Quelle donne erano la mia mamma, le mie zie, le mie nonne.
E noi siamo ancora figlie di quell'epoca. Mie figlie non possono vivere quella situazione, ma io l'ho respirata in casa, perché mia nonna è stata una delle prime donne a divorziare e mia nonna era, insomma, degli inizi del Novecento, la mamma di mia madre, perché prendeva le botte in casa. È così. E si sentiva un oggetto. E per questo motivo la grande pagina psicanalitica di Trieste poi ha aperto una frontiera enorme da questo punto di vista, ha cominciato a paralizzarsi nelle braccia e nel momento in cui si è divorziata la paralisi si è fermata, tanto per... E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le sofferenze psicofisiche e anche la violenza non verbale, i silenzi, oppure la sola violenza fisica non sulla persona ma nel lancio di oggetti, nell'intimidazione eccetera, va fermata e non ci siamo ancora. E credo che anche nel rapporto e nel dialogo con quello che oggi chiamiamo secondo mondo, cioè i paesi dell'est, e e l'America Latina, e terzo mondo, quelli che arrivano da noi, ecco, la rivoluzione vera la faranno le donne e chi darà l'esempio dovremo essere noi occidentali che non possiamo fermarci, Meloni o no. E lei prima o poi pagherà un prezzo per questo, perché è là grazie a un grandissimo movimento che è iniziato nel primo dopoguerra e non se ne rende ancora conto. Tanto tempo fa. Allora, vediamo se riusciamo a sentire anche l'ultima telefonata per oggi. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, pronto, buongiorno, sarò brevissimo. Buongiorno. Volevo porre questa domanda alla gentile ospite. Prego. E dunque, partendo dal presupposto che il cittadino così ha un diritto di sapere come vengono spesi i suoi soldi e c'è anche un diritto, diciamo così, anche di verifica, perché non è detto tutto quello che io dica per forza deve essere così, però come cittadino se mi sorge un ragionevole dubbio è giusto che io faccia delle domande, no? Sì. La domanda è questa qua: per caso la signora Guerra, Alessandra Guerra, sa se gli extracomunitari, quando diciamo accedono alle prestazioni non di urgenza, questi diciamo rispettano la stessa fila che dobbiamo rispettare noi, cioè aspettare mesi se hanno una corsia preferenziale, o hanno una corsia preferenziale. Chiaro. Non grazie, sono state, grazie della domanda. Per quanto ne so, non sono state create corsie preferenziali. La corsia preferenziale è data dai livelli di urgenza nei pronti soccorsi, che conosciamo tutti, certo, ma non mi risulta che ce ne siano altre. C'è un altro problema che è di alfabetizzazione e che è una voragine. Io ho lavorato nel terzo mondo e me ne sono accorta ed è stato una mia presa di coscienza sulla quale sto lavorando ancora molto difficile. Cioè loro non hanno la percezione della sanità e anche della salute mentale, della malattia come noi. Noi siamo passati attraverso una iper-ospedalizzazione, un iper-ricorso ai medici e alle scienze mediche e ormai siamo arrivati a una consapevolezza che lo stile di vita consente pian piano la prevenzione e non l'ospedalizzazione. Loro arrivano da luoghi in cui la sofferenza è altissima e inevitabilmente ricorrono con grande velocità, visto che qui il servizio sanitario lo consente, all'ospedalizzazione. C'è un problema in tutto questo però, che non è dato soltanto dal servizio sanitario, ma di educazione alla prevenzione della malattia e poi ha a che fare con quella che è non la spesa sanitaria, ma la spesa farmaceutica. Non è possibile che gli stipendi in questo paese continuino ad essere così. E qui, dalla storia del salario minimo, che riguarda tutti, extracomunitari e no, l'Italia deve uscire onestamente, perché si abbassa lo stile di vita, si chiude la forbice sociale, si creano diversità molto alte tra chi ha redditi alti sempre di meno e chi li ha sempre più bassi e sparisce il ceto medio. E questo soltanto la grande politica lo può affrontare, qui in Italia come in Europa. Grazie Alessandra Guerra per essere stata con noi questa mattina. Torni a trovarci. Grazie Trieste. A Sveglia Trieste. Grazie davvero. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona giornata a tutti voi.